mia home page è Vide Sommariva su Google, quello è il mio nome, viene fuori la mia pagina all'università, nella pagina principale dove c'è il mio indirizzo email e tutte quelle cosine lì metterò bello in grande temporaneamente cosa c'è, però qui è stata anche istituita all'interno questa struttura relativamente a questo proposito accademico, insomma è stata proposta anche una pagina Moodle. Quindi adesso io cercherò di mettervi tutto il materiale open source che ho, ve lo metto nella mia home page, però molto presto verrà messo in una posizione, insomma in un sito Moodle in cui tutto sarà un pochettino più ben fatto, se vogliamo, meno artigianale. Ok, quindi se volete stasera andare a casa, io non lo so che non lo farete mai perché magari siete stufi, però io metto da subito il materiale, è già presente adesso nella pagina web e quindi non dovrebbero esserci problemi. Magari nella pausa se c'è qualche problema vi mostro dov'è, ma di per sé è proprio facile. Quindi è tutto open source, il materiale che vi do. Io ho fatto un po' di cose, ve lo anticipo, così intanto aspettiamo gli ultimi. Il PDF è, come si dice, ipercliccabile. Quindi non è un ipertesto proprio, nel senso che io metterò delle cose in blu, se voi ci cliccate sopra il PDF vi apre il file che è interessante per quel proposito. Può essere una pagina di Wikipedia, magari una delle tante che è scritta bene, può essere il file originale scritto da Gauss per capirsi, cose di questo tipo. Ci ho messo un po' a preparare questo file e ho cercato di fare davvero del mio meglio, sono molto felice di come è venuto fuori e ho imparato tante cose, davvero tante cose e insomma spero di comunicarvi tutto l'entusiasmo che ci ho messo nel preparare questa cosa. Allora io sto prendendo un po' di tempo nella speranza che si possa partire e più o meno dovrebbe essere le 3, manca, ok, qua 3 e 2, aspettiamo ancora qualche minuto. Allora l'idea è semplice, insomma, quindi perché ho preso gli integrali? Se vedete integrali, forse, se vedete quello che ho fatto, ma magari avete visto il titolo, parlerò di integrali definiti su intervalli limitati. Allora, perché ho scelto integrali? È perché la maggior parte di noi insegna alle superiori, almeno io ci ho insegnato pure io, e alle superiori l'ultima parte del corso sono integrali, tipicamente. Vuoi dargli un po' di colore a questa parte, almeno io cerco sempre di dare didatticamente, poi c'è anche qualcuno che mi conosce, cerco di dare tanti colori a questa cosa, non faccio il matematico precisino e fighetto che si mette lì alla burbatti a fare le cose, cerco di dare il colore, cosa hanno davvero pensato le persone, perché gli è saltato per la zucca questa cosa, come sono davvero andate le cose, non i film che ci mostrano qualche volta, e quindi ho pensato che questo magari dice quando fa gli integrali, io spero che qualcuno si ricordi di me, magari non maledendo troppo, questa è l'idea. E poi ho pensato che magari quando fai quell'argomento forse puoi metterci un po' di colore, che magari i ragazzi va a sapere, che non gli dia un po' di gioia per la matematica che tante volte è difficile comunicare. Quindi questo è stato il mio pensiero. Avrei potuto fare anche derivate per capirsi, avrei potuto fare anche serie, però non veniva così bene, questa è la mia idea. Okay, numericamente sono tutti argomenti molto interessanti, però forse gli integrali hanno qualcosina di più. Questa è l'idea per cui ho pensato, ok, facciamo integrali invece di metterci a fare. Ho parlato con Colpi, che è il nostro responsabile, mi ha detto una bomba, vai pure così che va bene. Okay, quindi questo è l'argomento. Perché intervalli limitati? Perché potrebbero essere anche su intervalli illimitati, ma tutto diventa più complicato. E quindi ho pensato, facciamo integrali limitati che così ci capiamo. Allora, questa è una lezione di base, quindi non ci sarà nulla di così stratosferico, qualcuno l'ha magari visto anche nei corsi all'università, è una cosa che gli fai. Però ovviamente anch'io quando pensate non puoi fare la stessa roba che fai all'università, se no sembra veramente una pizza, è proprio la stessa cosa. Quindi io ci ho messo, come vi ho detto, tutti i colori possibili che ci potevo mettere dentro e spero di aver fatto un buon lavoro per voi. Questa è la mia idea. Sono appunto autonotrato. C'è una specie di scontro tra scuola in presenza di oggi? Sono lì le presenze da scrivere. Sì, ho firmato. Devo dare un documento in cui dico ha partecipato alla lezione odierna, una cosa di questo tipo. A me non hanno dato nessun incartamento. No, se qualcuno ha bisogno o per la scuola questo? Sì. Vabbè, chi ha bisogno mi manda un'email
numericamente viene mandato via mail qualsiasi materiale relativo penso da account, non sono io che lo faccio, è la responsabile, e vi manderà, abbiamo parlato brevemente prima, vi manderà il materiale, l'account e tutto quanto, e noi quanto prima metteremo dentro Moodle in qualche cartella particolare, ancora da vedere, metteremo tutto il materiale, però a me è secca che sia dalla prima volta, non sia pronto, lo farà subito, da quello, molto molto presto, però se volete proprio, guardate, basta andare nella mia home page, che è questa, ed è già pronto qui sotto, eccolo qua, se lo vedete, 5 incontri per i lincei, cliccate su quel link e vi viene aperto immediatamente il PDF, quindi se volete è già presente. Poi ci sarà magari qualche file specifico di MATLAB, cose così. Un'altra cosa importante, chi di voi si trova male col computer, qualsiasi cosa voglia dire questa frase? Tipicamente la risposta è forse nessuno. Allora, qualcuno di voi ha imparato qualche linguaggio di programmazione? Adesso facciamo MATLAB noi all'università, MATLAB / Octave. E allora la mia idea era questa, dopo a casa vi dobbiamo dire per piacere fateci un qualche lavoro che ci dimostra un po' la compressione di questo, di quell'altro. Io ci ho pensato un po', allora darò per casa da integrare qualche funzione numericamente al computer con MATLAB, però ovviamente questo va bene a un tot di persone, ad altre persone cominciano a dire che cazzo, devo andare a casa, impiantare Octave o impiantare MATLAB, che pizza. Allora ho pensato che magari si può fare qualcos'altro, io pensavo a qualcosa di storico relativo all'integrazione numerica, non grandi cose, guardate, non ho in mente perché so che lavorate, so che avete 1000 impegni, famiglia principalmente, poi perché la gente di solito se lo dimentica, pensavo 1 o 2 paginette, niente di più, quindi qualche nota storica, ditemi un pochettino come l'inizio di, che ne so, il teorema di Torricelli, come è venuto fuori, qualcosa di questo tipo, qualsiasi cosa che vi piaccia a voi, collegata storicamente alle cose che abbiamo fatto. Per me quello sarebbe splendido perché imparo anch'io qualcosa dopo di sopra leggendo quello che avete scritto. Quindi o qualcosa di MATLAB molto facile, qualche esempio che magari vedete un pochettino come funzionano le cose, poi mi mandate il file, pensavo a robe di questo tipo, oppure una breve, quello che vi piace di più relativamente alle cose che abbiamo visto, un pochettino più nel dettaglio rispetto a quello che ho fatto io. Penso che possa essere una cosa buona per me o per voi. Poi se volete possiamo anche parlarci su, pensarci su, siamo un po' più aperti. Può andare? Ok, allora io direi che adesso si può cominciare. Ok, questo è il file. Tutto a schermo. Ok, allora adesso comincio direttamente. Ho aspettato un attimo proprio se c'era qualche problema con qualcuno. Allora, come avete visto, quindi parlo di calcolo numerico, di integrali definiti su intervalli limitati. Quindi è il calcolo di un qualche integrale. Generalmente, se guardato, parlo di integrali primitivi e quindi non di primitive, anche se si può fare anche quello. Allora, l'idea che ho oggi è questa, è dimostrare, dico con esempi pratici notevoli, l'importanza dell'integrazione simbolica e numerica. Notate che ci sono due parole, simbolica e numerica. Simbolica vuol dire che ti dico proprio chi è il numero matematicamente, pi greco per capirsi. L'altra è numerica, non ti dico pi greco, ti dico 3, 14 e qualche altra roba sperando che sia molto molto vicino a pi greco. Ok, quindi questa è la gran differenza, ma lo vedremo dopo. Per chi magari è un po' più esperto, simbolica tipicamente ha a che fare con matematica. Numerica ha un po' a che fare con MATLAB, Python, C, quei linguaggi di programmazione lì. Voglio introdurre esempi di integrazione numerica mediante software simbolici, questa è la prima cosa. La motivazione è che non c'è un solo software simbolico, ce ne sono tanti, non c'è solo matematica. Ci sta anche Maple, ci sta anche altro software tipo Maxima, che è un altro software particolare open source, quindi dipende anche dalle vostre filosofie particolari. Non voglio comprare matematica perché odio le cose che non sono open source. C'è anche qualcosa di non open source e generalmente per chi ci prova è un po' più complicato utilizzarlo, ma si può fare. E poi dico, faccio alcuni esempi particolari. Mi sarà utile parlare di interpolazione polinomiale e vedrete dopo perché.
Vi mostro vari esempi, forme di trapezi, del rettangolo, forme di Newton-Cotes, forme di trapezio, cavalieri Simpson, sono delle formule tipiche che tu mostri nei corsi di base per capirsi. Ovviamente per voi però metterò, come vi ho detto, dei colori speciali che di solito non metti mai in queste lezioni di base agli studenti, perché sarebbe probabilmente che non capiscono la bellezza di quello che gli sto mostrando. E poi descrivo i vantaggi e gli svantaggi delle formule di Newton-Cotes e, tempo permettendo, cerco di mostrarvi le formule composte e tutto il resto e delle routine magari che ho utilizzato. Vi fornirò il software per chi lo sa usare, per poter davvero provare a fare 2 o 3 integrali. Magari ecco, nei corsi di base dico non c'è mai tempo, lo so, le superiori, quando tu arrivi agli integrali è grasso che cola se riesci a fare le cose che ti vengono chieste, ma se uno ha un bocchetto di tempo magari per mostrargli qualche esempio numerico può essere anche interessante. Allora, ok. Quindi l'idea di base è questa, il calcolo di un integrale facile, sappiamo tutti più o meno, è un integrale da a b di f di x in dx, forse qualcuno sa che quell'integrale in realtà è una s, che è una storpiatura di una sommatoria, ci sarebbe anche da andare a pensare, sarebbe bello e carino, ma lo si trova in internet, chi è stato il primo a scrivere queste cose in queste maniere, perché è già di per sé, insomma, già scrivendo l'integrale uno avrebbe di che pensare. Allora, di solito i matematici sbrodolano con integrande di tutti i tipi e noi avremo integrande che sono continue, questo per semplicità nostra. E di solito però mi piace dire agli studenti, specialmente quelli di matematica che sono un po' più leziosi su certe robe, incominciano a pensare a funzioni con salto, funzioni che hanno tutte le distorsioni possibili e immaginabili, funzioni incredibilmente oscillanti, seno del topologo, potete pensare che hanno tutte queste loro perversioni, ma in realtà devono pensare che funzioni continue possono essere anche delle brutte bestie. Allora, vi ho mostrato questa proprio per dirvi qualche colore in più che incomincio a mettere fino da subito. Questa è una funzione fatta da Weierstrass in tarda età. Weierstrass ha avuto il suo picco della carriera sui 70 anni, di solito dicono sempre che il picco della carriera di uno è a 25, Weierstrass ce l'ha avuto molto tardi, nonostante anche prima chiaramente avesse fatto miracoli di tutti i tipi, e ha tirato fuori questa funzione scritta attraverso una serie. Quindi provate a guardarla e uno dice cazzarola, prima roba che dice, magari non lo dice a voce alta, e però poi cosa ha fatto? Weierstrass si è messa a guardarla e questa funzione è continua ovunque ma differenziabile solo in un insieme di misura nulla. Quindi praticamente non ha, eccetto qualche raro caso, non c'ha in nessun punto la derivata. Adesso voi pensate a una funzione che sia derivabile praticamente mai ma che sia continua, è difficile, veramente difficile agli occhi. Quindi per dirvi che quando uno dice funzione continua può essere una brutta bestia, insomma, tipo questa. La cosa carina, come dico, adesso qua vi mostro qualcosa che sono andato in giro, me lo ricordavo, dove ho letto da qualche parte, Poincaré definì un oltraggio contro il buon senso, una funzione continua ma non derivabile praticamente mai, e anche Hermite disse è una piaga deplorevole. È fantastico cosa scrivessero una volta nelle loro, chiamiamole, lettere l'uno con l'altro, non c'era l'email. Ok, allora di solito cosa si fa nei corsi di base? Più o meno, avendolo insegnato anch'io, so più o meno cosa si fa. Gli fai prima calcolare gli integrali indefiniti e poi usi quello che io studenti ogni volta che mi sento all'università li chiamano le antiderivate, mi verrebbe da prendere il fucile, qua invece insomma, sono le primitive. E poi una volta che hai le primitive usi il teorema fondamentale del calcolo integrale. Questo è quello che fai, lo calcoli in un estremo, lo calcoli nell'altro, ci fai la differenza e il tuo giochino è fatto. Però il problema è che di tante funzioni non ci sono le primitive. Ok? Quindi questo giochino non lo puoi fare sempre. E qui, allora qua, in questa parte qua mi ci sono messo un po' di buona lena per capire, ma cazzarola, ma perché non ci sono le primitive? Non è che prendo questa funzione, mi ci metto di mattina, mi ci impegno davvero tanto, vado dal mio amico che è più bravo di me, glielo chiedo adesso e prima o poi ci riusciamo, e la risposta è no, non si può. Però bisogna stare un po' attenti a cosa si intende per primitive. È primitive in termini di funzioni elementari. Ok?
quindi seni, coseni, logaritmi, radici quadrate, frazioni, oggetti di questo tipo per capirsi. Tu la primitiva la puoi sempre calcolare in termini di integrali, però poi devi trovare qualche magia per calcolare quell'integrale. Ok? E quindi tutto questo teorema, qui uno capisce che dice ok, agli studenti glielo dico, calcola la primitiva, fai questo e quell'altro e vi insegno tutti i trucchetti per calcolare la primitiva, però uno in cuor suo deve sapere che questo non è sempre possibile. Ok, allora vediamone due. La prima secondo me la conoscete abbastanza bene, è la gaussiana ed è l'esponenziale di x al quadrato o meno x al quadrato a seconda degli usi che avete, e questa non ha la primitiva. E la seconda è il sinc, che è questa funzione qui molto complicata, seno di pi greco di t diviso pi greco di t per... Ah, sono stato bravissimo, è seno pi greco di x diviso pi greco di x per x diverso da 0, e 1 nel caso x uguale a 0, e anche lei ha qualche errore. Allora, la curiosità che io ho avuto, perché lo sapevo questa cosa, ma ovviamente non mi veniva per la testa perché, è una conseguenza di un teorema di Liouville. Quindi se andate in cerca in internet, già qua potrebbe essere una ragione per studiare un po' di più qualcosa, una di quelle operazioni che abbiamo detto, pensare storicamente a cosa fare, potrebbe essere andare a vedere il teorema di Liouville, cosa dice e perché queste funzioni qui appunto non abbiano primitiva esprimibile in funzione di funzioni elementari. Ok? Da pensarci un po' su. Io spero già di avervi dato qualcosa che magari nei corsi tipicamente non viene quasi mai raccontato. Allora, come avevo detto, la prima parte è una prima parte di calcolo simbolico, quindi il computer, mediante strumenti di algebra molto sostenuta, è capace di dirvi che è la primitiva in forma chiusa, cioè dirvi è il seno di pi greco di x diviso 3, il tuo integrale indefinito, e dopo facciamo quello che volete fare. Se volete magari calcolare il valore del vostro integrale definito, fate l'operazione della differenza, della valutazione in funzione degli estremi ed è chiusa. Però vediamo un po' che software ci sono, lo dico specialmente per quelli che non ci sono abituati ad utilizzare questo materiale. Allora, uno dei più comuni è Maple. Maple è anche già all'interno di MATLAB, se qualcuno lo sa usare, ma non di Octave, mi raccomando. Octave, per chi non è esperto, è un clone di MATLAB, ma gratuito. Quindi fa potenzialmente le stesse cose, solo che è gratis. Invece MATLAB devi pagare. E poi c'è Matematica. Matematica è un altro super software che fa queste cose. È a pagamenti ma offre servizi online. Se vedete ci ho messo in blu delle parti, se ci cliccate sopra vi porta alla relativa pagina web direttamente dal PDF. E poi c'è Maxima che è gratuito e a demo online. Allora, quindi io nel prepararmi queste cose ho cercato di mettermi nella testa di uno di voi e dire ok, aspetta, proviamo. Cosa fa uno? Va a casa, scrive Maple online, incrocia le dita, fa i corni, prende il cornetto rosso e spera che vada tutto bene, insomma. E per cui io ho cercato di dirvi direttamente, di mandarvi direttamente senza far tanta fatica alla pagina giusta. La mia lezione è calcolo di integrali al momento, quindi non cose più sofisticate di così. Possiamo avere tanti esempi, per esempio questo è un primo esempio, il calcolo di integrali di funzioni razionali, come le chiamano loro, ovvero sia divisioni di due polinomi. Ma io questo l'ho imparato all'università come si faceva facendo un corso di calcolo a statistica, me l'avevano insegnato anche prima ma me l'ero dimenticato, e la cosa strana è questo integrale non è difficile da fare, è un po' laborioso se vi mettete carta e penna a tirare fuori la primitiva, è un po' una rogna, però sono calcoli, diciamo, che danno lo stesso piacere di un sudoku, nel senso sono sempre quelli, sono abbastanza meccanici e alla fine quando ci riesci dici wow, sono figa. Quindi non è una cosa così complicata. La cosa interessante è stata vedere in internet, mi sono domandato ma chi è che si è inventato sta roba? E ho trovato che l'aveva fatta nel 1702 tanto uno dei Bernoulli, Johann, e l'altro è stato Leibniz, che come sappiamo probabilmente è il padre dell'analisi infinitesimale. E io da ragazzo pensavo di cazzarola, sto Bernoulli ha fatto tanta roba,
e in realtà erano tanti i Bernoulli, non ce n'era uno solo. E tra l'altro sono andato a scoprire che Jacob e Johann mica si volevano tanto bene, quindi fratelli coltelli, ok? Tra l'altro io ho scoperto che uno, credo sia Daniel, ma forse mi sbaglio, è pure venuto qua a Venezia per i fatti suoi, insegnare da qualche parte. Immagino non a Ca' Foscari perché non esisteva, immagino, però è venuto probabilmente a insegnare qua come professore personale di qualcuno. E poi di seguito, come vi ho detto, un'altra funzione che non ha la primitiva è l'esponenziale di x al quadrato, l'esponenziale di meno x al quadrato, e anche quello sembra un buon esempio da trattare. Quindi vediamo un pochettino cosa siamo in grado di fare. Vogliamo integrare l'integrale 0,1. I più tecnici sanno magari che l'integrale, la primitiva dell'esponenziale, in qualche maniera è collegata a una funzione che si chiama ERF, funzione d'errore. Okay? Quindi vediamo un attimino dopo come salta fuori. Eccola qua. Allora, io vi ho mostrato Maple, cosa fa, magari faccio un po' di zoom se ci riesco. Eccolo qua perché non si vede un tubo. Questo è in Maple. Cosa scrivo su Maple? L'ho fatto dentro MATLAB, questa cosina qua. Dichiaro che x è una variabile simbolica. Poi gli dico calcolami la primitiva, e quell'int con quel comando particolare mi dice chi è la primitiva, la vedete sotto, è la stessa funzione che io ci ho messo 20 minuti a giocare tipo Sudoku per calcolarmi chi è la primitiva, e poi gli dico fammi la stessa cosa con l'esponenziale di meno x al quadrato, e come vi avevo anticipato ha a che fare con l'ERF, lo vedete con la funzione d'errore, e in effetti è proprio quello. Quindi già Maple è capace di fornirvi chi siano le primitive in qualche modo particolare. Se c'è ti dice chi è, e se non c'è cerca di rifartela in funzione di qualche funzione nota da calcolare numericamente. L'ERF la posso calcolare facilmente in maniera numerica. È velocissimo, ci mette una frazione estremamente piccola di secondo, qualsiasi computer, ok? Che sia un minimo moderno. Quindi per fare i calcoli di questi valutari integrali finiti ci si mette davvero niente. Ovviamente qualcuno potrebbe avere dei dubbi, che diavolo è sta ERF, che non me lo ricordo, forse non l'ho mai vista, oppure sono anni che dovrei andarmela a vedere. E allora su MATLAB voi scrivete help spazio ERF, questo è MATLAB Maple, è lo stesso ambiente messo in uno stesso contenitore, e ti dice chi è l'ERF, insomma. È 2 radice di pi greco per l'integrale da 0x dell'esponenziale di meno t al quadrato. Ovviamente sembra un giochino, sembra un gatto che si morde la coda, però questa è la definizione. Ovviamente però dopo c'è tutta la bravura nell'approssimare numericamente ERF alla precisione di macchina in una frazione di secondo. Ok. Ho fatto questo, vediamo un attimo, sto sbagliando le slide, fantastico, la direzione opposta. Ovviamente la numero 2 che noi vorremmo andare a vedere è provare online su matematica. Allora, forse qualcuno di voi matematica ce l'ha nel suo computer, forse lo sa usare, e lì ovviamente l'immissione è tutta diversa, però se uno non vuole spendere soldi per matematica, io non sono un hacker, non voglio prendere perché va a sapere cosa capita, vengo a casa della finanza e mi porta via, voi lo trovate online, ok? Quindi c'è questo che si chiama, lo chiamano Wolfram Online Integrated Calculator, questa cosa qui, e abbiamo fatto un po' di pubblicità progresso, come si diceva una volta, e voi avete questo calcolatore online, se vi serve per calcolare integrali. Quindi se magari lo studente ti dà un integrale particolarmente difficile, sei stato là mezz'ora e non sei in grado di tirare fuori la primitiva, forse andando online riesci a bypassare il problema, ok? Dopo ci sarebbe anche il problema di dirgli come hai fatto, ma se guardate un po' tra le righe qua sotto, lui ti dice anche cosa ha fatto per calcolare quell'integrale. Quindi se volete anche la procedura, perché da soli non ci siete riusciti, tipo pagina 46 della settimana enigmistica, puoi andarti a vedere cosa ha tirato fuori per calcolarti questo benedetto integrale. È l'integrale quello primo, è una frazione, eccetera, eccetera. E se vedete, vedete che io qui in questo blocchetto ho messo l'integrale, no? E ovviamente cosa ha fatto? Se vedete qua sotto ci sono tante funzioni che posso mettere, giochicchio un pochettino
con le frazioni, eccolo qua, da qualche parte, qui c'è la frazione, la circolo un pochettino, dopo qua sopra gli metto le parentesi, le scrivo bene, il quadrato magari uso questo, o faccio qualche altra magia, il denominatore lo scrivo, non è troppo difficile, insomma, è una questione di perderci 2 minuti per capire l'immissione della vostra funzione, ma come dico a lezione ci riesce anche il mio gatto, ok? Cioè non è una roba che richieda tutto sto sforzo. E veramente alla velocità della luce, lui ti dice risultato. Notate che qua, come vi dicevo, c'è step by step solution. Faccio un attimo di... se tu ci clicchi sopra ti dice, come nei programmi credo che fanno nel canale, non mi ricordo che numero, come è fatto, ok? Come ha fatto lui per tirarti fuori questa particolare primitiva. Oh, scusate perché io qua sbaglio continuamente, vado sempre nella pagina sbagliata, ok. Ovviamente uno può farlo anche con l'esponenziale, con la gaussiana, come si chiama, l'esponenziale di meno x al quadrato. L'immissione è quella che vi ho detto prima, una volta che uno ha fatto la mano con la radice quadrata, metterci questo esponenziale, un gioco da ragazzi, e di nuovo ti dà la risposta, che è proprio quella che abbiamo detto prima. Ok? Di qui è anche abbastanza facile andare a calcolare integrali, sto sbagliando qualcosa, eccolo qua, andare a fare integrali indefiniti. Nel momento che dai l'integrale lui ti dà 2 box, una sopra e una sotto per metterci i numeretti, tu ci metti i numeretti, riscrivi come prima con una fatica immane che sia quella tua integranda, premi invio in qualche maniera e buon basta. Se non mi sbaglio l'invio è questo uguale qui a destra, non è proprio il posto più bello per metterlo, ci ho messo un attimo per andare a capire dove era. Per fare l'invio è questo uguale, ok? E vedete che ti dà il risultato. Te lo dà sia dal punto di vista esplicito, come avrebbe calcolato una persona a carta e penna, eccetera, eccetera, e numerico se magari ti interessa tanto il valore numerico. E stessa cosa con l'esponenziale, con la gaussiana, esponenziale meno x al quadrato, io l'ho fatta tra 0 e 1, tu glielo chiedi e lui ti dà, vedete, con questa marea di cifre decimali, servirà praticamente mai, ma magari vogliamo fare un po' bella figura e possiamo mettergliele tutte. Come vi dicevo c'è un'alternativa open source che è MATLAB, che è Maxima. Maxima ha un suo sito dimostrativo, se ci cliccate in quella porzione in blu dal PDF ci arrivate, e delle tre l'ho trovata veramente ostica. Io perché sono andato a prenderla? Perché mi ricordo che qualche anno fa c'era perfino una versione per cellulare. Fare questa roba cellulare facevi bella figura, sai, guarda che roba. Però è veramente ostica l'immissione dei dati, ci ho fatto veramente fatica. Rispetto alle prime due, qui ho provato anche a montare Maxima sul computer e non ci sono riuscito. Col Mac è stato difficilissimo. Ovviamente se voi siete abituati con Linux e siete degli ottimi smanettatori ci riuscite sicuramente, ma io sono un po' più impedito e non ci sono riuscito. Però online trovi la maniera di utilizzarlo e di nuovo gli si dice integrate la vostra integranda rispetto ad x e vi dice ok, è questa, è esattamente quella di prima. Stessa cosa, poi potete dirgli integra l'esponenziale di meno x al quadrato, te lo fa, e come vi dicevo però qua sotto io l'ho provato a installare sul mio Mac ed è stata veramente dura, non ci sono proprio riuscito. Mi ha detto monta anche quell'altro software, installa anche questo, che diavolo. E quindi vedete voi, insomma, magari voi siete più bravi di me e ci riuscite su un computer Windows meglio. Ok, quindi abbiamo visto che più o meno, se vado a vedere tutte le pagine precedenti, questi sono i valori dei miei integrali numerici che tiro fuori, se mi ci metto un po' a fare i conti col computer, insomma. Con buona precisione tanto il primo integrale quanto di quella funzione razionale quanto quello dell'esponenziale di meno x al quadrato. Questa è la versione simbolica, ok? Ha cercato di calcolare l'integrale carta e penna come avremmo probabilmente fatto noi ai momenti giusti, eroici di analisi 1, ok? Oppure quando lo facciamo adesso che insegniamo in classe. Però, come vi dicevo, c'è anche la maniera numerica e qui si apre un mondo tutto diverso, le tecnologie sono tutte diverse.
Io personalmente insegno da anni MATLAB Octave all'università. Come vi dicevo, MATLAB è un software particolare, dovete pagare, eccetera, eccetera. Fortunatamente negli ultimi anni all'università pagano affinché gli studenti abbiano delle versioni gratuite, però è davvero, se non avete quello può essere una rogna. C'è la versione Octave che è praticamente uguale al 99,9%, quindi se fate una cosa in MATLAB e in Octave verosimilmente gira in tutte e due, stesso codice, paro paro. Se avete dei problemi c'è anche la versione online, quindi se avete problemi a installarlo perché io è da anni che non tocco un computer, non so come si faccia, avete anche la versione online, quindi potete giochicarci sopra senza andare effettivamente a installare il software. Ok, vediamo un pochettino cosa è in grado di fare MATLAB Octave. Io questa l'ho fatta tutta in MATLAB, ma in Octave è la stessa identica cosa. C'è una grandissima differenza. E la grandissima differenza, allora io uso una routine specifica di MATLAB che si chiama integral. Questa routine cosa fa? Tu gli dici qual è il tuo tipo di errore che vuoi, un errore assoluto o relativo. Assoluto è integrale di f meno il mio valore numerico, in valore assoluto. Quello relativo è la stessa quantità diviso il modulo dell'integrale, quindi relativamente alla grandezza del tuo integrale. E lui cerca di calcolarteli con un errore assoluto, in questo esempio qua di 10 alla meno 12 e relativo di 10 alla meno 12, qualsiasi cosa voglia dire. Quindi cerca probabilmente o il migliore o il peggiore dei due, penso il peggiore dei due. E quindi io cosa gli dico? Gli definisco che è la funzione, notate che è un po' complicato, magari faccio un po' di zoom, forse lo vedete un po' meglio. Notate che è un po' complicato, ci sono dei puntini davanti all'elevamento a potenza, alle divisioni, alle moltiplicazioni, è una cosa specifica di MATLAB, è anche un po' complicata, ve lo dico, perché ogni volta che insegno MATLAB agli studenti il risultato è che nel dubbio gli studenti ti mettono puntini dappertutto, tipo Bruno Vespa, che c'ha i puntini dappertutto, stessa roba. E qua invece uno deve sapere che davanti alle operazioni moltiplicative, elevamento a potenza, divisione e il per. Se lo metti davanti e lui ti fa la funzione giusta. Questa è la definizione di funzione in MATLAB Octave. E poi gli dico poni p pari all'integrale numerico che tu calcoli con la precisione richiesta di questa particolare integranda nell'intervallo 0,1 con un errore assoluto di 10 alla meno 12 e relativo di 10 alla meno 12. Ok? E lui cerca di farti i conti giusti fornendoti questo integrale appunto in questo modo qui. E vedete che vi dà questo risultato, e se andate a confrontare con quello che vi ho dato prima, che era 0,91 e rotti, è proprio lui. Ovviamente, tanto per focalizzare un po' meglio le idee, definisco una nuova integranda che è l'esponenziale della nostra gaussiana, meno x al quadrato. Notate di nuovo che davanti all'operazione di elevamento a potenza ci ho messo il puntino, era come vi ho detto prima, ho detto per diviso elevamento a potenza, ce l'ho messa, e dopo gli faccio la stessa operazione e lui mi dà l'integrale numerico giusto. Qui cosa ha fatto? Perché magari uno ha anche qualche dubbio, che diavolo hanno fatto qua? MATLAB fa una cosa di questo tipo, cerca una prima approssimazione dell'integrale, poi ne cerca una un po' più fine, guarda se le due sono che si assomigliano tanto, se si assomigliano tanto è contento, se no continua a cercare nelle zone più pericolose, dove magari la funzione cambia più rapidamente, cose di questo tipo, di infittire il suo ragionamento e cerca di calcolare qualche tipo di errore e lo dicono adattativamente, cerca di cercare dove può andare. C'è un articolo fantastico di Lainez, che è una persona che ho avuto anche il piacere di conoscere, che ti dice che qualsiasi programma c'ha un'integranda per cui tu puoi fare la procedura che vuoi e lei fallisce. E potete pensare magari che in una zona molto piccola la vostra funzione passa da 0,0 a un numero fantastico di fantamiliardi e ovviamente lì l'integranda cambia
nelle sue analisi non potrà chiaramente in quel pezzettino piccolissimo magari andare a infittire perché non se ne accorge. Quindi ci sono tutti i suoi casi clinici, però in generale diciamo un software molto robusto, come dicono, sicuro nei risultati. Uno deve essere conscio che può fallire, ma 99,9999999 ce la fa, porta regolarmente il risultato corretto. E qui questa volta ce l'ho fatto. Quindi questi sono programmi da usare, queste routine adattative funzionano nella maggior parte dei casi, in rarissimi casi falliscono, ma è proprio perché avete trovato magari quel caso clinico di quella funzione tipo seno del topologo che è terribile e lui per qualche motivo non ce la fa. Ok. Allora, io adesso miro un pochettino a mostrarvi la parte più numerica, quindi quello che io esattamente insegno in un corso di base. E spero che... Vediamo un poco, vediamo un po'. Vi dico prima qual è l'idea di fondo e dopo vado ad analizzare il caso particolare. L'idea di fondo è questa. Generalmente i docenti dicono questo: è una funzione complicatissima e quella è difficile da integrare. Un polinomio invece tutti sanno che è facile da integrare. Anche carta e penna, a meno che ovviamente non sia di grado 3 miliardi, che lì ci mette un po' di tempo, ma integrare un polinomio è facile. Dovete pensare che all'epoca lo facevano carta e penna queste cose. E allora tu cosa fai? Cerchi un polinomio che sia praticamente il gemello della tua funzione e invece di integrare la funzione integri quel polinomio. Ok? Ora uno può pensare è una roba vecchia, è una roba nuova. Allora sono andato proprio pensando a questa cosa, ho cominciato a girare in internet e sono andato a vedere Eulero. Ok? Ovviamente uno guarda i migliori e dici ok, andiamo a vedere Eulero. Trovate in internet tutto quello che volete di Eulero. C'è un sito fantastico in cui ci sono i libri originali. Questa è la parte in cui mi sono divertito tanto davvero per preparare questa esposizione. E di Eulero cosa faceva? Eulero faceva questo giochino proprio di barattare una funzione con una approssimanda, tipo una serie di Taylor per capirsi, che praticamente era uguale alla precedente, e poi andava a integrare quel polinomio di grado altissimo e cercava dopo di ricostruire chi era l'integrale originario. Dove sta però? Questo è un giochino che te lo raccontano tutti, ma ci sta un problema. Il problema è che quando tu hai la tua serie che approssima il tuo integrale, tu hai un integrale di una funzione, scrivi come integrale di somma di tanti monomi, no? Dopo scambi l'integrale con la sommatoria, già lì ci sarebbe un pochettino da ragionarci su, e poi integri la parte monomiale e ti viene fuori una serie a secondo membro. Il problema è riconoscere che quella serie è quel numero però che tu stai andando in cerca. Quindi quando i ragazzi raccontano questa roba è facile al computer, ma se tu la devi fare carta e penna devi riconoscere che quella serie è esattamente quella serie che ti porta a quel risultato. E Eulero perché lo faceva? Perché Eulero era un mago con le serie. Ci siamo, quindi se voi vi mettete carta e penna a fare come lui, c'è una prima parte che è facile e un'ultima parte che è durissima. Devi riconoscere che quella serie converge a quel numero. E a volte è veramente impegnativo. Lui era davvero un mago in quelle cose là. E ci sorprende questa roba? No, perché all'epoca le funzioni erano considerate tutte serie di potenze o robe di questo tipo, avevano più o meno questa visione. È un po' improprio, chiaro quello che dico, però loro le vedevano come serie di potenze, quindi era abbastanza facile pensare che passassero ad integrare una serie di potenze e dopo andare a tirare fuori qual era il valore del suo integrale. Noi non faremo così però, baratteremo la nostra funzione con un polinomio ottenuto mediante interpolazione. E quindi per fare questo giochino, questo sta alla base di tutti i metodi che abbiamo, io quello che devo fare sostanzialmente è mostrarvi cos'è l'interpolazione. Qualcuno di voi magari se lo ricorda, è fresco, qualcuno magari l'ha visto troppi anni fa e non è più fresco, e vediamo un pochettino cos'è. Allora io faccio interpolazione polinomiale, la chiamano algebrica, cioè sono i classici polinomi
che usiamo noi, non trigonometrica, quindi robe con segno coseno in mezzo. E dati n più 1 punti, x con 0, x con 1, x con n, notate che sono n più 1, a 2 distinti, non è che ce ne siano due di uguali di questi numeri, e dei valori y0, y1, yn. Y0 è il valore che assume il mio oggetto in x con 0, y1 è il valore che oggetto in x1, x con 2, y2 e bla 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 fino a x con n. Io cerco un polinomio di grado n, notate che i punti sono n più 1, mi raccomando, quindi 1 in più del grado che cerco, tale che Pn di xi sia uguale a y con i. Mostrerò qualcosa un pochettino per dargli un po' più di colore a questa cosa. La versione matematica piace tanto, ma magari quella geometrica è un po' più espressiva. Di per sé, non viene mai detto nei corsi, io la cosa che so fin da ragazzo, perché mi hanno fatto una K80, secondo anno credo delle superiori, all'epoca geometria analitica, ti danno i 2 punti e ti dicono calcola la retta che passa per i 2 punti. Questa è la roba che fai sempre. Retta è un polinomio di grado 1, i punti sono 2, è lo stesso problema per n uguale a 1. Quindi questo, se volete, è la generalizzazione di quel problema di base geometrico. Uno non ci pensa mai. Quindi se per 2 punti passa una retta, per 3 punti dimmi che è la parabola che passa per quei 3 punti nel piano. Per 4 punti dimmi che è quel polinomio grafico, polinomio di terzo grado che passa per quei 4 punti e cose di questo tipo. Ok, sbaglio sempre andare indietro. Ecco, questo è l'esempio grafico che magari vi dà un po' più di certezza di aver capito quello che sto dicendo. Guardate, io magari proviamo a farci un po' di... Questo, ho trovato una funzione che fosse un pochettino carina. Questa è l'esponenziale per il seno più il coseno di x, con le variabili al posto giusto. E in nero ho messo la funzione, ed in rosso ho messo la funzione che la interpola in 4 punti equispaziati come ascisse. Se guardate le ascisse di quei 4 punti in verde, sono una dopo l'altra, hanno la stessa distanza dalla precedente, quindi i punti si dicono equispaziati. Può andare? E se vedete, lei passa per quei punti e le due funzioni in qualche modo si assomigliano, non troppo, però un po' si assomigliano. E la tua idea è, se calcolo l'integrale di quella in nero, di solito diciamo è l'area sottesa dalle curve bla bla bla, e quella in rosso, ti aspetti che evidentemente i numeri non verranno fuori uguali, a meno di botte di fortuna straordinarie, però dovrebbero assomigliarsi un po' perché le aree sono più o meno quelle. Ok? Ovviamente è un discorso molto dozzinale, però è così. Ops, dov'è? Ok. Allora, qual è? C'è questo teorema, un teorema che più o meno spieghiamo sempre nei corsi, e dopo cercherò di darvi i profumi speciali che nei corsi non ci metto mai. Allora, ovviamente ne esistono quante di interpolanti fatte così, a grado n, su n più 1 punti, a 2 distinti, con eccetera eccetera eccetera, ne esiste una sola. Non ce ne sono tante. In effetti, se ci pensate, per 2 punti ci passa una sola retta, non ce ne passano tante, non è nessuna, non è né nessuna né infinite, è una sola, e qui è la stessa identica cosa, diciamo, nel caso generale di un polinomio non di grado 1, ma di polinomio di grado n. E la magia però sta per arrivare adesso, è che quel polinomio particolare che sto cercando so anche calcolartelo. Ed è, se vedete, cerco un attimo di mostrarvi, guardate qui, dove sto cercando, lo posso scrivere in questa maniera che di solito quando la spiego ingegneria i ragazzi non capiscono cosa sto dicendo, perché non sanno nemmeno capire la differenza tra una sommatoria e una produttoria, bei tempi nostri in cui lo capivamo, e invece qui questa è la maniera che di solito anche i ragazzi di ingegneria lo capiscono, ok? La vedono tutte le somme e si sentono un po' più sicuri. Se vedete, qui ci sono i valori, la coppia x0, y0, x1, y1, x2, y2, xn, yn, quindi queste sono le ordinate, e poi ci sono questi oggetti L0 di x, L1 di x, fino a Ln di x, e questi sono polinomi di grado n particolari, ok? Che si basano essenzialmente su questi punti x con 0, x con 1, x con n.
quindi dipendono esclusivamente da loro, e qui sotto ne ho scritto chi sono. Ora, ovviamente, se uno, signor mio, ovviamente se lo guardate vi fate magari un po' di confusione perché sembrano tutti gli stessi numeri. Allora, sopra è x meno x con 0, guardate, questo è L con K, guardate che qui c'è il K, mi raccomando. E qui sopra ho scritto x meno x con 0, x meno x con 1, x meno x con K meno 1, salto K, notate che non c'è, x meno x con K più 1 e dopo fino all'ultimo. Ovviamente se parti dal primo togli il primo, ma nel caso di x con 0. Nel caso dell'ultimo togli l'ultimo, non è che ce n'è sempre uno adiacente. Però questo, sotto prendi tutta questa bestia a numeratore e la valuti in x con k. E fai il rapporto tra questi due. Allora, dove sta la magia qui dentro, il genio? E dopo vi mostrerò chi sono stati i geni in questione, e mi sono anche divertito ad andare a cercare dove. Se tu valuti questo polinomio L con K in un punto diverso da x con k, andando a guardare un po' il dettaglio di questa produttoria, il risultato fa 0. Facciamo un esempio che k sia 3 e lo valuto in x con 0, quindi qua manca il terzo per capirsi, di sicuro trovo x meno x con 0, quindi se valuto questo, ci metto al posto di x con 0, questo diventa 0 e uccide tutto. Facciamo ancora che sia x con 3 qua, se lo valuto in x con 1, trovo x meno x con 1, e lo valuto, metto al posto di x con 1, fa 0 e quindi fa 0. Se io invece ci metto x con k, il numeratore e il denominatore sono uguali, proprio uguali, e quindi il rapporto fa 1, e quindi a questa parte li chiamano questi polinomi cardinali a volte, qua li chiamano polinomi di Lagrange, e quindi questo ha una magia, vale 1 in x con k, questo polinomio x con k, vale 0 in tutti gli altri punti che avevo preso in considerazione. Ai ragazzi tu devi dirgli sempre una roba, occhio che questo è vero in tutti i punti qua 0, qua x con 0, x con 1, x con n, se ne prendi un punto diverso, essendo un polinomio, avrà il valore che deve avere. Ma anche non 0 e neanche 1, insomma. Ci siamo, quindi questo essenzialmente se faccio quell'analisi discreta sui punti x con 0, x con 1, fino a x. E magicamente se ci pensate, questo ha degli effetti fenomenali qui, perché se faccio p con n di x con k, sono tutti nulli eccetto il k'esimo e viene fuori proprio y con k. Quindi è facile verificare che effettivamente ha le proprietà richieste. Quindi dove sta la magia di questa cosa? La magia è che so che esiste, se vogliamo, so che è unico, all'unicità di una banalità incredibile da dimostrare, non ci sono teoremi che richiedano, lo si può insegnare anche in terza superiore per capirsi, non c'è nessun problema a farlo, ed è facile insomma verificare che questo polinomio ha le proprietà richieste, quindi posso anche mostrare chi è il polinomio che ha queste proprietà. Quindi all'epoca in cui facevano tutto a carta e penna, non c'avevano i computer, questo è stato davvero un punto importante per la loro ricerca. E qui comincia a esserci la parte in cui mi sono divertito davvero tanto, perché questa è la parte che racconto agli studenti, ma dopo un po' diventa di una noia pazzesca magari. E qui ho trovato, se guardi in giro ti dicono, i primi a trovarlo sono stati Waring, che era ovviamente uno scienziato probabilmente inglese, dal nome uno ci pensa. E se vedete che qua in mezzo incominciano ad essere tante robe che sembrano produttori. Vi ricordate, prima avevo x meno x con 0, x meno x con 1, x meno x con 2, fino a x meno x, a denominatore avevo la stessa roba con gli x con 1. Se lo guardate bene, è scritto nella maniera che lo facevano una volta. Adesso noi mettiamo x meno x con 0. Loro tipicamente fanno x meno alfa, per x meno beta, per x meno gamma e tutte robe di questo tipo. Avevano questa maniera di scrivere le cose, molto diversa da quella nostra. Se andate a vedere gli articoli erano veramente complicati. Però qui in alto uno vede che la struttura è proprio quella. Scritta in una maniera un po' incomprensibile ai nostri occhi, ma è proprio lei. Lo vedete? Sono proprio, ti dà l'idea che siano tutti quegli oggettini là. E questo è un articolo di Waring, guardate, 1779. Cos'è che veramente mi ha fatto impazzire? Tu questo lo trovi gratis in internet.
puoi anche andare a cercare, di solito ti dicono puoi anche andare a comprare il libro originale se vuoi, lo puoi comprare, l'offerta in quest'asta costa $6.000, trovate roba di questo tipo, invece voi lo potete scaricare, guardare il PDF che forse per noi comuni mortali è esattamente la stessa roba. Quindi questo è l'articolo originale in cui ha fatto questa roba. La cosa carina è che tu dici sono i polinomi di Lagrange, ma li ha scoperti Waring. Lagrange è dopo, viene dopo. Uno dice, da qualche parte ti scrivono, li ha fatti anche Eulero, e questo invece è l'originale di Eulero. Vedete, metodi di interpolazione, non so se lo vedete, e qui ti racconta. Ho provato a darci un'occhiata, chiaramente non ci capisco un tubo, un po' perché se guardate i caratteri si fa un po' di difficoltà, non sono quei bei font che abbiamo adesso, e se guardate bene, però da quello che avevo intuito lui cercava l'interpolante per calcolare i logaritmi. Sono andato a vedere un po' sta roba qua. All'epoca, non so se vi ricordate, siete anche voi più o meno della mia età, a me davano le tavole dei logaritmi a fine libro. Non è che c'avevo il computer che faceva la tavola, dovevo inventarmi qualcosa. Loro all'epoca avevano, io ho scoperto guardando un po' in giro che loro avevano gli schiavetti, e quando avevano il logaritmo, lo scavetto doveva calcolare il logaritmo, prendeva delle tabelle, prendeva due numeri successivi, faceva l'interpolazione, ti calcolava del punto che mancava, cercava di dirti qual era il valore è davvero andata così. E se poi andate a vedere un po' in giro, nei libri ti raccontano che i logaritmi erano i computer dell'epoca. Ed è una roba che è vera, se guardate un po' di storia della matematica funziona proprio così. Quindi più o meno Eulero aveva questo entusiasmo. Questo invece è l'articolo originale di Lagrange. Io qua ho qualche problema perché sono abituato col Mac, eccolo qua. Qui si vede bene che c'è x meno x con 0 per x meno x con 1 per x meno x con 2 bla bla bla, e dopo valutato la stessa cosa nel punto P, lo vedete? Questo è l'originale di Lagrange. E quindi più o meno è vero, diciamo, a volte hai i problemi della paternalità di qualcosa, è davvero stato lui a scrivere quella cosa, sono andato a verificare che davvero c'era qualcosa degli originali. Vi assicuro che su altre cose ho fatto una fatica bestia, ma qui è stato un po' più facile. Ok, allora, qual è il problema? Il problema è questo. Se noi prendiamo punti equispaziati, cioè noi cosa abbiamo visto? Abbiamo una nostra funzione, abbiamo la nostra interpolante, i due oggetti parevano vicini, no? E uno dice, se io prendo oggetti, prima ho preso 4 punti e le due si assomigliavano, uno dice forse se ne metto 5 punti equispaziati forse vado meglio, dopo uno dice ma forse dai, facciamo 6, che magari con 6 vado ancora meglio di punti, facciamo che ne mettiamo 10, dai, che forse se ne mettiamo 10 andiamo anche meglio, le due funzioni si assomigliano sempre di più, facciamo che ne mettiamo 552, dai che va meglio, e la risposta è a volte sì, a volte no, ed è controintuitiva se vogliamo. Ok? Quindi andare a calcolare polinomi interpolatori di grado sempre più alto non è una grande ricetta. È contro natura in qualche maniera. E cosa hanno fatto? Quindi questi sono i nostri punti equispaziati, come quelli di prima. Prima, se non sbaglio, ne avevamo 4 per avere un polinomio di grado 3. Io posso tentare di esagerare, prendo 5 punti, 6 punti, 7 punti, 8 punti, quindi questo n è sempre più grande. E spero che il mio set vada meglio, ma purtroppo le cose... sto sbagliando tutto. Scusate. Ok. C'è questa funzione bastardissima che la racconti a tutti i corsi di calcolo numerico, che è 1 fratto 1 px al quadrato nell'intervallo meno 5, 5. L'intervallo è importante, se mettete meno 1, 1 funziona tutto benissimo, quindi meno 5, 5 è importante, e questa funzione è proprio bastarda per l'interpolazione. Vediamo un pochettino cosa succede. È l'esempio che viene chiamato esempio di Runge, 1901. Cosa dobbiamo pensarci un attimo? Dovete riflettere un attimo su una roba. 1901 non c'erano i computer, a meno di qualche computer meccanico di cui ho visto qualche esemplare. E quindi tutta roba teorica. Ci siamo? Probabilmente hanno fatto qualche conto carta e penna, però hanno fatto fatica, non avevano il computer. Ci siamo? Quindi tutta l'analisi è un'analisi teorica. Io non so dove abbia avuto poi l'intuizione lunga di dire vado a prendere questa perché questa è maledetta. Ci siamo? Dovete riflettere un attimo che all'epoca non era proprio come adesso. Se io aumento il grado, come vi dico, non c'ho speranza che i due oggetti si assomigliano.
E ok, mi pare di aver fatto così. Ok. Ho sbagliato tutto, non capisco niente ok, ok, forse sono in direzione, no, sono in direzione sbagliata, sto facendo un casino della Madonna. Eccola qua, questo è l'esempio di Runge. Quindi quella in nera è la nostra funzione di Runge, quella in rosso è l'interpolante polinomiale di grado 12, quindi su 13 nodi. Guardate che i nodi sono equispaziati, lo si vede bene. Se guardate le ordinate, se fate la proiezione sull'asse delle x, vi rendete conto che sono equispaziati e la funzione in rosso e la funzione in nero non si assomigliano. In mezzo va anche abbastanza bene, si può anche provare che in mezzo va bene, ma se guardate i lati, gli inglesi ti scrivono wild oscillations, fa molto figo dirlo così, cioè ci sono delle oscillazioni molto forti, quindi non si assomiglia proprio niente. E se quindi poi voi nel vostro giochino, invece di andare a integrare la funzione di Runge, andate a integrare il polinomio, vi viene da credere che i due integrali siano radicalmente diversi. Le aree sono tutte diverse, non si vede perché gli integrali vengano fuori uguali. Ci siamo? Quindi cosa dice questa cosa qui? Ti dice una cosa. Il processo di prendere la tua funzione, sostituirla con un polinomio interpolante in nodi equispaziati, andare a integrare il polinomio e sperare che assomigli all'integrale, a volte funziona, a volte non funziona. E qui quindi questo articolo qui all'epoca è stato importante perché, se volete, ha fatto cadere tutte le certezze che avevano i matematici sul calcolo numerico di integrali. Dicevano faccio questo, giro, sostituisco, brigo, integro, torno indietro, calcolo interpolante, faccio il brigo, dai che ce la fa. La risposta è no, devi avere fortuna. Dopo chiaramente hanno cercato di dire cosa voleva dire avere fortuna. Se la funzione era di un certo tipo, andava tutto bene. Ha notato una cosa che magari all'occhio sfugge. Io non capisco, vediamo un po', devo fare mente locale su come si fa questa cosa. Guardate bene la funzione. Io qua l'ho scritto bene, è una funzione C infinito. E ai ragazzi gli dico, gliela metto giù in una maniera un po' così, le funzioni C1 sono bruttine, le funzioni C2 sono belle, la funzione C infinito siamo a livello di Miss Universo, ok? E quindi lui ha difficoltà a interpolare, di approssimare bene una delle funzioni più belle del mercato. Quindi anche quello che gli dà un gusto brutto, cioè dici non ci riesco, non con un oggetto che mi ci sono messo a giochicchiare col cacciavite e col martello, non ci sono riuscito con uno degli oggetti più belli con cui posso giocare. E la cosa interessante, se volete, è che ho trovato l'articolo originale di Runge. Qui mi sa che mi servirebbe Google Lens perché è scritto in tedesco e non capisco niente, volevo anche metterci ma non l'ho fatto. E questo è l'articolo originale, se sapete il tedesco magari ci capite qualcosa, io no, e però vedete che eccola qua, io sono andato in cerca, eccola qua, questa è la funzione di Runge, lo vedete? Quindi lui l'aveva messa, ci ho messo un pochettino a trovarlo perché l'articolo è bello lungo, scritto in tedesco, in cui di robe in cui ovviamente non capisco un fico secco, nel senso che sono scritte in tedesco, però eccola qua, e questa è la funzione di Runge. Ok, io direi che abbiamo fatto quasi un'oretta e facciamo un 10 minuti di pausa se lo pensate bene e dopo tra 10 minuti ricominciamo, così che magari siamo un po' più rilassati. Per qualsiasi domanda in questi 10 minuti però io sono a vostra disposizione. Quindi questo è l'articolo originario e adesso più o meno andiamo a conclusione. Succede questo, come vi ricordate che io prima a voce, qua c'è qualche problemino tecnico. Io ho qualche problema con lo zoom, ok, mi pare che sia da meglio. Vi ricordate che io prima vi ho detto una cosa, vi ho detto che se l'integrale assomiglia alla funzione, faccio il plot di due grafici se assomigliano, ho detto malissimo, se la funzione, l'integranda assomiglia al polinomio, i due integrali sono vicini. Vi ricordate, ho detto questa cosa qui. E i matematici la chiamano stabilità dell'operatore di integrazione, gli danno questo nome fantastico.
La realtà è questa, provate a guardare un attimo quel teorema che scriviamo qua sopra, dico, se f tilde ed f sono due funzioni continue, ok, in AB, intervallo limitato, fondamentale che sia limitato, c'entra un teorema di Weierstrass dietro, sulle funzioni continue in intervalli limitati, quindi se togliete quello siamo nei guai. E vi dice se il modulo della differenza degli integrali di f e di f tilde, me lo ci metto e lo calcolo, questo errore che faccio, nell'aver approssimato l'integrale della funzione f con quella della f tilde, è minore o uguale di b meno a per il massimo errore puntuale tra la f e la f tilde. Quindi se le due funzioni si assomigliano molto, ovvero sia questo massimo è molto piccolo, allora anche gli integrali si assomigliano molto. Ok? Prendo una funzione f, prendo una f tilde, funzioni continue, intervallo limitato, calcolo l'integrale dell'una, l'integrale dell'altro, valuto il modulo, questo è minore o uguale dell'ampiezza dell'intervallo per il massimo errore tra f e f tilde di natura puntuale. Ok? Se volete, se i due grafici sono molto vicini, dappertutto, prendo il massimo punto in cui c'è una differenza tra f e f tilde, valuto la differenza, tra f di x e f di x o tilde, dove x è questo punto speciale, lo moltiplico per b meno a, male che vi vada, gli integrali hanno questa proprietà qua. Questa è una proprietà molto importante e vi dà l'idea, quindi dici, se io al posto di una funzione ci metto un polinomio che l'approssima bene, l'errore che faccio, se calcolo l'integrale del polinomio al posto di integrare la funzione, l'errore che faccio è piccolo. È lì che si va a parare, perché se la funzione è ben approssimata da un polinomio, magari puntualmente a meno di 10 alla meno 12, questo è 10 alla meno 12, questa è l'ampiezza dell'intervallo, quindi l'errore che faccio, male che vada, è 10 alla meno 12 per l'ampiezza dell'intervallo. L'intervallo è meno 1, 1 e 2 volte per 10 alla meno, quindi faccio bene l'interpolazione, faccio anche bene la quadratura. E quindi questo uno suggerisce, dice, al posto della funzione, come vi dicevo, vado a mettere un polinomio che l'approssima bene, calcolo l'integrale di quel polinomio e mi aspetto che sia molto prossimo all'integrale della funzione che devo calcolare. Ok? Ora io, se vi ricordate, qui sono i giretti di matematica, questa è la parte, se volete, un po' più noiosa. Per i matematici magari gli piace un po' di più, ma per chi gli piace un po' più la storia di matematica è un po' più noiosa. Allora, al posto della funzione ci metto il polinomio, interpolatore di grado n, lo scrivo nella forma di Lagrange, sommatori integrali, non c'è nulla di grave, non ci sono infiniti da qualche parte, quindi posso scambiarli, li scambio, funzioni continue, porto fuori la f e arrivo a questa scrittura qua. Quindi l'integrale di f, si usa un po' di tecnologie che abbiamo usato, algebra facile facile, ve la salto un po' perché è bene così, arrivo a questo punto. Qui guardate, c'è la valutazione della funzione nei punti xk, questa è una cosa che ho a disposizione, mi calcolo a mano una volta per tutte questo integrale qui, lo chiamo vk, e posso dire che l'integrale in AB di f di x è uguale alla sommatoria per k che va da 0 a n di vk per f di x con k. Cosa devo fare di attenzione? Lo facciamo un attimo attenzione. Questi f di x con k me li dà l'utente, quindi li ho già a disposizione. Questi L con K hanno a che fare con i polinomi di Lagrange. I polinomi di Lagrange hanno esclusivamente a che fare con i punti. Quindi queste quantità, gli integrali di AB L con K di x, dipendono esclusivamente da x con 0, x con 1, x con 2, x con n, visti tutti assieme. Ed in particolare col punto x con k, perché qua c'è L con k. Questi sono i polinomi di Lagrange che ho visto prima. Quindi cosa fa? Pensate di essere di nuovo nel 1800, non avere computer. Uno cosa fa? L'intervallo è 0,1, ok? Si calcola una volta per tutte tutti questi integrali a mano, farà una fatica bestia ma lo può fare, e dopo li usa tutte le volte che vuole per calcolare gli integrali in 0,1. Quindi la magia è che tu hai qualcosa che dipende unicamente dai punti, e se tu continui a fare i lavori sempre con punti e qui spaziali lo puoi fare una volta per tutte, diventi matto. Io gli dico, ragazzi,
paghi il prezzo di entrare in discoteca e dopo però puoi bere quanti drink vuoi, quindi fai uno sforzo iniziale grosso, però poi lo puoi utilizzare quando vuoi e puoi calcolare facilmente tutti gli integrali. Ne useremo questa tecnologia un po' astratta un po' tutte le volte, adesso vi mostrerò dove vado a parare. Quindi questo è l'esempio, se volete, astratto, dopo cerco di andare di più sul concreto e mostrarvi dei casi in cui questo succede. Un'altra cosa importante, quindi io il mio integrale di f l'ho approssimato mediante sommatorie, somme le chiamano somme pesate, queste cose qua. Questi W sono i pesi, in inglese si chiamano weights, quindi per quello che ci mettono il W. E sono questi integrali di questi L con K che io mi sono messo carta e penna e ho calcolato una volta per tutte. E ovviamente questa formula qua, se la guardate, quando l'integranda è un polinomio di grado n, per costruzione, vado a vedere il primo passo, dov'è? Guardate il primo passo, supponete che f sia un polinomio di grado n. L'unica interpolante in quei punti è se stessa, quindi qui non c'è circa uguale in questo passaggio. Se f è un polinomio di grado n, calcolo l'interpolante di grado n, f è proprio l'interpolante, ok? Perché l'interpolante esiste unica, quindi qua nel primo passaggio ci sta uguale. Quindi in particolare, signore, io ho qualche problema qua col mouse, se in particolare questa f è un polinomio di grado n e io le formule uso questa tecnologia che ho detto prima, io integro esattamente tutti i polinomi di grado n. Quindi una formula basata sull'interpolazione dell'approssimazione della mia funzione mediante un interpolante di grado n è tale che se l'integranda è proprio un polinomio di grado n, il calcolo dell'integrale e la valutazione di questa somma pesata è uguale. Qui ci sta la magia. Quindi per una funzione arbitraria questi due oggetti potrebbero essere, speriamo, molto vicini, ma se f in particolare è un polinomio di grado n e questa è la mia interpolante di grado n nei miei nodi, ad esempio qui spaziati, questo e questo non sono circa uguali, sono proprio uguali. Col mouse è un disastro qua. Chiedo scusa, proprio qualche rogna. Ci siamo? Quindi integra questa formuletta qua, costruita in questo modo mediante interpolazione a grado n, integra esattamente tutti i polinomi di grado n. Quindi ha, come dicono i matematici, grado di esattezza almeno n. Mi raccomando, polinomio di grado 10 vuol dire che è un polinomio anche di grado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Basta metterci tutti 0 nei termini successivi, ci siamo. Per cui se è un polinomio di grado 3, il mio polinomio di grado 3 è più 0 per x alla quarta, più 0 per x alla quinta, più bla bla bla, più 0 di x alla 10, quindi è anche un polinomio di grado 10. Quindi questa formula è tale da integrare, se qui c'è n, tutti i polinomi di grado al più n. Li integra esattamente, per gli altri farà qualche errore. Ok, quindi qua dico questa cosina brevemente. Se è basata su un nodo, integra sicuramente tutte le costanti. Se è basata su due nodi, integra esattamente tutti i polinomi di grado 0 e 1. Su tre nodi, tutti quelli di grado 0, 1 e 2, e così via. Funziona? Sono proprietà che hanno. E quindi il grado di precisione, dicono i matematici, nel caso di un nodo è almeno 0, perché le costanti sono un polinomio di grado 0. Se è basata su dei nodi è sicuramente un polinomio di grado 1, quindi è grado di esattezza 1, su tre nodi è grado di esattezza almeno 2 e così via. Se ce n'è uno, per esempio provate a vedere se integra esattamente tutti quelli di grado 1, ma ce n'è uno di grado 2 che non lo integra, si dirà che il grado di precisione è esattamente 1, perché se io provo 2 non ce la fa. Ok? Quindi c'è il grado almeno, che è il significato matematico. Esatto significa se io prendo il grado successivo qualcosa non va bene per qualche polinomio. Mostrerò dopo degli esempi se questo è un problema. Ok? E quindi questa è la tecnologia che uso, detta in parole povere. Di solito faccio questo, mi verrebbe da dire prendo la mia funzione, calcolo il polinomio interpolatore e dopo mi ci metto a mano a calcolare gli integrali. Invece quello che faccio è un po' diverso. Mi calcolo i pesi e dopo sfrutto questa formula tutte le volte. Qui ci sta una differenza epocale.
proviamo a rivederla meglio. Io ho la mia funzione, calcolo il polinomio interpolatore e dopo carta e penna mi integro il polinomio interpolatore. Questo è quello che faremo noi, no? La realtà è un po' diversa, quello che fanno numericamente è calcolano tutti questi integrali e poi vanno a moltiplicare i valori di questi pesi per la valutazione delle funzioni nei nodi e dopo sommano. È molto diverso. Non è che ogni volta cambio funzione, carta e penna, mi ci metto a calcolare il polinomio interpolatore con i polinomi Lagrange, poi carta e penna, mi ci metto a integrare tutte le... Non si fa così. Quello che si fa è calcolo una volta per tutti i pesi e dopo calcolo questa somma pesata. C'è una differenza sostanziale tra le due. Una dici mi pago il prezzo di calcolare i pesi e dopodiché moltiplico semplicemente i pesi per la valutazione della funzione, è facile e faccio tutte le sommatorie del caso. L'altra invece ogni volta ti dice mi devo andare a calcolare a mano il polinomio interpolatore e dopo perdo tempo a far conti. Meglio questa come tecnologia. Ok, vediamo la prima. La prima è la formula più facile di tutte, è la formula del rettangolo. Nella formula del rettangolo il punto è uno solo e siccome è un punto x con 0 che sta in AB, valuto al posto dell'integrale, mi ci metto a calcolare b meno a per la valutazione della funzione in x con 0. Questa è la prima formula che si usa, è la formula del rettangolo. Tipicamente è il mattoncino che voi usate quando spiegate gli integrali con Riemann. Vi ricordate che gli fate... È la stessa cosa, voi prendete l'intervallo originario, lo suddividete in tanti subintervalli, questa è già un'evoluzione di questa cosa, qui l'intervallo è uno solo, e andate a sostituire il calcolo d'integrale con la somma di quelle aree, diciamo, delineate a tutti quei rettangoli. Quella è già una roba evoluta. Qui è un rettangolino solo. Se mi ci metto a fare i miei conti, c'è la formula migliore di questo tipo che potete fare ha qualche ragione dovuta a delle simmetrie. Qua i fisici sono fantastici rispetto ai matematici, quando sentono simmetrie si gasano. Per qualche questione dovuta a simmetrie, se dovete scegliere un punto, il punto migliore in cui fare la valutazione è il punto centrale. Ok? C'è una ragione, e la ragione è questa, che il punto centrale fa una magia. Ok? Ve la mostro dove sta la magia. Se voi la valutate in qualsiasi punto diverso dal punto centrale, lo prendete lui come punto x con 0 in cui andare a calcolare l'interpolante, in qualsiasi punto diverso da quello centrale il grado di precisione è esclusivamente 0, integra esattamente solo le costanti. Ok? I polinomi grado 1 non li integra tutti bene. Se invece prendete il punto centrale c'è una grandissima botta di fortuna, non posso dire altre parole ma potete pensare alla parola che vorrei dire tanto, integra non solo le costanti esattamente, ma per qualche magia anche i polinomi di grado 1. Ok? Quindi di queste sono tutte uguali, eccetto quella del punto centrale che è migliore delle altre. E quella regola la chiamano ovviamente regola del punto medio. Questa è la formula dell'errore. Qualcuno si è rotto l'anima per calcolare la differenza tra l'integrale e il mio integrale approssimato numericamente, e questa è la formula d'errore. Si basa tutti, evidentemente, se lo vedete, l'occhio esperto incomincia a vedere qualche teorema di Lagrange o cose così dietro, quello che si insegna nei corsi di base. E se notate b meno a alla terza su 24, ok, questo è un numero, per la derivata seconda in un punto xi, e tipicamente voi non sapete chi è xi se non siete dei maghi, se no sapete fare di tutto col vostro integrale, non siamo in grado. Quindi questo è un punto che non so. E se pensate di avere un polinomio di grado 0, la derivata seconda fa 0, la derivata seconda di una costante è 0, quindi questo è 0, e quindi è 0 l'integrale meno la mia formula di quadratura, quindi i due valori sono uguali. Ma qui la cosa notevole è se prendete un polinomio di grado 1, succede nuovamente la stessa cosa, e quindi integra esattamente tutti i polinomi di grado 0 e anche tutti quelli di grado 1. Se ci pensate un attimo, se ci mettete x al quadrato invece non va, perché x al quadrato fa 2x la derivata, e in un punto xi arbitrario non è detto che faccia 0. Vi dovrebbe andare molto di fortuna. Quindi capite che integra esattamente tutti i polinomi di grado 0, tutti i polinomi di grado 1, qualche raro caso forse di polinomi di grado 2, ma non li becca tutti.
Quindi questa formula a grado di precisione si dice esattamente 1. Integra esattamente tutti i polinomi di grado 0, tutti quelli di grado 1, qualcuno di grado 2 gli sfugge. Questa è la parte noiosa secondo me, adesso ve la sto mostrando. Adesso arriva la parte un po' più carina. E quindi questo è il mio grafico, per capirsi, mi piace il turchese, e allora l'ho fatto in turchese. Questo è il grafico del mio rettangolo, baratto l'area sottesa dalla curva con l'area del rettangolo. Sono cose che abbiamo già visto probabilmente quando gli spieghiamo gli integrali durante i corsi. Quindi questa è la regola, è una regola non da trascurarsi, è usata parecchio nella versione composita, che magari spero di aver tempo di mostrarla. La seconda regola ovviamente è un po' più complicata, vado su di grado di 1, becco un interpolante non di grado 0 ma un interpolante di grado 1 ai due estremi del mio intervallo. Quindi ho la mia curva, la vedete, costruisco l'interpolante di grado 1, che è questo segmento che unisce gli estremi. Invece di considerare l'area della mia funzione, considero l'area del trapezio. E la chiamano regola del trapezio, va a sapere perché. Ci siamo? E siamo tutti bravi a calcolare l'area del trapezio. Base minore più base maggiore, moltiplicato altezza, diviso 2. E se vi mettete a scrivere è questa cosa qua. Allora ho provato ad andare in internet, vediamo un po' chi ci ha pensato questa roba. Incominciano a parlare di babilonesi, quindi è roba vecchia, non è che ci sia niente di nuovo. Ovviamente non avevano idea di cosa fosse un integrale, ma loro nelle aree erano comunque bravissimi. Quindi qui non c'è una gran novità. E questo qua è quanto. Se mi ci metto, l'errore compiuto da questa regola del trapezio è questo. Il numero qua è un po' diverso da quello di prima. E c'è sempre la derivata seconda, se lo vedete nell'errore, e quindi riproduco esattamente la stessa tecnologia di prima con la formula che aveva un punto solo, anche lei grado di precisione esattamente 1. Quindi il fatto di avermi dato 2 punti non mi ha fatto guadagnare molto come grado di precisione, sono rimasto là. Quella di prima con un punto solo nel punto medio ha lo stesso grado di precisione, non è però l'unico indice che la formula sia migliore. E poi ho sbagliato, ho scritto Cavalieri-Simpson, e poi c'è la regola di Cavalieri-Simpson, e nella regola di Cavalieri-Simpson si tratta di calcolare al posto degli estremi, calcolo l'interpolante in 3 punti, i due estremi e il punto medio, e quindi è questa paraboletta per capirsi, e quindi al posto dell'area della mia funzione sostituisco l'area della parabola. E questa si chiama formula di Cavalieri-Simpson. E uno si aspetta ovviamente che questa sia un po' migliore delle altre. So per certo che il grado di precisione è almeno 2, perché è un polinomio di grado 2, quindi è formula grado di precisione almeno 2. Qua ho qualche problema di nuovo col mouse, quindi fino a qua ci siamo, 2 è garantito. Abbiamo visto che qualche volta con qualche botta di fortuna riesco ad avere un grado 1 di più. Vediamo cosa succede per lei. Si sono messi a calcolare l'errore e viene fuori questo, e vedete qua c'è la derivata quarta a questo giro nell'errore, e quindi vuol dire che se metto un polinomio di grado 0, 1, 2 o 3, questa derivata quarta annichilisce tutto, e signor mio qua c'è qualche problema serio, e quindi a grado di precisione almeno 3 questa. Interpolavo tramite un polinomio di grado 2, quindi 2 era garantito, in realtà è più brava, integra esattamente anche i polinomi di grado 3. Sembra un po' una magia, però ce la fa. Allora, questa secondo me era la parte noiosa. Ci siamo? Io dico, ok, questa è la solita roba che dici nei corsi, e per me questa era la parte un po' più così. Qualcuno magari li ha già visti e dice, ok, è sempre la stessa roba. Secondo me la roba un po' più divertente arriva adesso. Davvero qua, se non avessi qualche problema qua col cursore, e qui uno deve cominciare a riflettere. Questa è la parte, secondo me, che è un po' più interessante. Allora, la prima cosa si chiama formula di Cavalieri-Simpson. Cavalieri 1629-1647, più o meno questo è il periodo che è vissuto. Poi noi a lezione diciamo Torricelli-Barrow, questo è quello che più o meno trovo scritto nei libri. Torricelli è 1670, Barrow più o meno, Torricelli era allievo di Cavalieri per capirsi, quindi è 1650-1670, siamo lì.
e Barrow è 1670, poi l'aveva fatta anche Gregory 1668. Più o meno, quindi tutte queste formulette qua le avevano fatte tanti matematici diversi. Però la cosa interessante è che noi spieghiamo agli studenti gli integrali di Riemann, e Riemann è 1850. E allora qua incomincia a esserci un problemino, perché se Riemann è 1850 e Torricelli Barrow è 1670, come cacchio faceva a fare il teorema fondamentale del calcolo integrale? Se non c'era la definizione di integrale, avevano delle definizioni loro, per capirsi, molto geometriche. Si trattava di calcolare integrali di aree, quindi loro facevano il grafico delle aree e si domandavano chi diavolo è questa area. Quindi non aveva tutte quelle sottigliezze super tecniche che hanno avuto Riemann. Io ho messo anche Lebesgue 1904, è molto dopo. Avevano comunque dei concetti basati sull'area. Quindi per loro calcolare l'integrale rappresentava calcolare l'area che ha a che fare con quella funzione particolare che sto prendendo in considerazione. Quindi il concetto era molto diverso. La cosa interessante, adesso noi per esempio agli studenti, signor mio, qua si vede molto male, vedete che gli studenti gli facciamo prima roba nel corso integrale da b di x alla n in dx, per n ovviamente maggiore di 0 perché poi c'è tutto il resto della storia, magari che c'entrano logaritmi, cose così. Ok, Cavalieri è stato capace di calcolare questi integrali, integrale da b di x alla n per n che va fino a 9 in dx, non avendo il concetto di antiderivata. Non so se mi sono spiegato bene. Per noi è facile, facciamo la primitiva, detta bene, viene tutto facile. E lui aveva calcolato gli integrali in maniera geometrica, quindi pensate che è molto diverso, esattamente senza avere il concetto di primitiva. Per me è tanta roba questo. Se andate a vedere gli articoli originali c'è da perdersi. E qui ecco la parte che mi piace di più. Allora, questo è l'articolo di Barrow, la monografia, in cui lui ha messo il concetto di integrale. E se vedete qua, cominciate a vedere che c'è geometria dietro, vedete tutti i segmentini che cita, vedete che c'è qualcosa che assomiglia a un integrale, va a sapere te cosa ha combinato, però questo è proprio Barrow all'opera. E c'è qualcosa, vedete le curve, ti dà l'idea che forse ha a che fare con l'integrale. Questo è l'articolo di Gregory e mi ha fatto impazzire che l'ho scoperto per caso. Beh, qua vedete, vi dice da dove viene, qua in alto, e qua vi dice che è scozzese, è bellissimo, ma per butta caso ho scoperto questa roba, l'ha scritto a Padova. Cioè, non è che avessero Ryanair all'epoca. Ok, quindi mi ha un po' sorpreso che un'opera fondamentale del calcolo integrale l'avessero fatta a Padova. Dovrei dire ai miei colleghi che così fanno un po', si gasano un pochettino. Questo è 1668. E poi è un po' interessante, se volete potete trovare anche gli originali di Riemann. Qua ho fatto un po' più di fatica, perché io pensavo ci fosse un articolo di Riemann in cui ti dice articolo in cui io spiego il calcolo integrale di me stesso, di Riemann. No, uno si aspetta una roba simile e ho perso un po' di tempo e cazzarola, io sto articolo mica sono riuscito a trovarlo, fino a quando poi ho scoperto che invece l'articolo era dentro un articolo sulla rappresentabilità di una funzione attraverso serie trigonometriche. Quindi lui in un articolo su un'altra roba ha fatto l'articolo fondamentale del calcolo integrale, era per quello che facevo fatica, cercavo il posto sbagliato. E qui più o meno vi dice qualcosa, ho trovato un po' in giro, ho trovato una roba abbastanza interessante. La cosa interessante, poi non so se lo sapete, Riemann non è che abbia scritto proprio tanto, però quel poco che ha scritto ha fatto il segno. Questo è l'articolo, è l'opera di Riemann, quella che vi dicevo prima. Di nuovo tutta roba che trovate online se avete voglia un attimo di sbizzarrirvi. Questa invece è quella di Lebesgue. Trovate anche questa di Lebesgue, la cosa fondamentale è che, sì, è 1904, lo vedete. Tutta roba che potete trovare in internet. E qui poi mi ci sono messo più di cattiveria, questo ho fatto fatica ma non troppo, mi sono messo di cattiveria a cercare qualcosa sulla formula di Cavalieri, volevo trovare l'originale. E
Allora ti dico, no, quando vai in giro, la prima cosa che trovi in internet trovi è Peano che parla. Peano è quel Peano famoso che abbiamo in matematica e qui c'era già da ridere abbastanza, perché questo è l'originale di Peano, 1916, e più o meno, non so, ma vi aspettate una cosa, che gli articoli del 1916 in italiano siano uno in italiano, due in francese, forse in tedesco o forse in inglese. Io mi aspetto questo. Generalmente all'epoca facevano così, a seconda di dove mandavano la pubblicazione. L'originale di Peano è in latino, 1916, e la cosa che mi ha fatto impazzire è che Peano aveva un'idea che il latino doveva essere la lingua internazionale. Questa è la prima cosa. E la seconda cosa che ancora non era però era un latino semplificato, quindi lui non cercava il latino per capirsi dei romani, ma un latino che fosse un mescolamento tra il latino e l'italiano. Se lo leggete si capisce benissimo quello che sta scrivendo, meglio di quello di Runge in tedesco prima, chiaramente per me. E qui vi dice un pochettino cosa è successo. E Peano, prima di Peano la chiamavano formula di Simpson. Chiaramente gli inglesi fanno un po' più scena di noi. E invece Peano in questo articolo qua è il primo a dire guardate che c'è anche Cavalieri. E qua mi è cominciato a piacermi un po' di più. Qui vedete che è la formula che più o meno useremo noi adesso. E qua vi dice gli articoli che sono stati fondamentali, li cita qua, si vede magari pochettino, magari dopo a casa vedete un ingrandimento. E però a me qua c'è una cosa fondamentale che vedremo dopo, è a che diavolo servivano Cavalieri queste formule. E qui andiamo nell'aspetto più ludico. Quindi questi sono gli articoli con cui ho cominciato a cercare di dire preghiamo Dio di trovare l'originale di Bonaventura Cavalieri. E poi incomincio a cercare, trovo un articolo di uno che si chiama Piola, più o meno dell'epoca, e ci dice, e qui la cosa diventa fantastica, allora, all'epoca io ho capito una roba, tutti questi integrali servivano per calcolare volumi di solidi di rotazione. Pappo Guldino, io mi ricordo sti nomi qua, e da quello che ho capito Guldino e Cavalieri mica ci andavano tanto d'accordo, quindi lavoravano sulla stessa roba ma non si amavano troppo. Ci sono delle lettere in cui capisci che tra di loro si odiavano parecchio, forse perché erano competitors. E io quello che ho trovato guardando in giro, ho trovato che Keplero pure lavorava su solidi di rotazione, ma la cosa interessante è che se uno traduce dal latino questo articolo è nuova misura del volume delle botti. Questo è il titolo dell'articolo di Keplero. Tu pensi Keplero, pensi che lui è stato fighissimo perché ha cominciato a pensare a orbite e cose così, ma Keplero si occupava anche di botti per austriaci e si è messo... L'articolo è fighissimo, dopo ve lo mostro quello che ho tirato fuori. E trovi in questa nota qua che dice che sto Piola dice il problema 80 per la misura delle botti ellittico-circolari, ha scritto sta roba, mi fa impazzire, dove si dà una regola la quale è precisamente la medesima che oggi si cava dalla nota della formula di questo tal di tali, che ovviamente gli permette di calcolare il volume delle botti. Quindi la motivazione per cui c'è la formula di Cavalieri è che erano intenzionati alle botti e forse a qualcosa di più. Allora ho cominciato a cercare, questo è l'articolo di Keplero sulle botti. Ok, se guardate c'è la parola binario, uno gli dice c'ha a che fare con le botti. Poi, questo è l'originale invece di Cavalieri. Il problema, trovate tutto online, qual è il problema di questo? È che qua le cose sono scritte un po' male, nel senso sono scritte in quel linguaggio difficile da capire per noi, sia in termini di contenuto proprio nella lingua, sia dal punto di vista matematico, perché non si capisce un fico secco di cosa sta dicendo. E poi ho trovato questo è sempre nella parte di quell'articolo di Peano, qua la formula la vedete bene, e qua per avere la capacità della botte moltiplicheremo la terza parte della lunghezza della botte in 2 cerchi maggiori ed uno minore. E quindi uno comincia a pensare, dice ok, c'è un terzo di qualcosa che sbuca fuori da qualche parte. Questa è la formula, qua vediamo un 6 multiplo di 2, qui ci sono queste robe, se uno ci si mette un po' a pensare qua, incomincia a vedere che c'è qualche analogia.
Vi vado un po' rapido, ma voglio arrivare al punto chiave che adesso. E dopo ho trovato questo che comincia con un fantastico in vino veritas e che vi dice di nuovo sostanzialmente che ha a che fare con questo esempio numero 80 nella pubblicazione di Cavalieri, e di nuovo vedete una forma di questo tipo che ci sta un H terzi per Y0, Y2 e un 4 terzi per il punto centrale. Di nuovo uno pensa, ok, qua ci siamo, forse devo andare a cercare in questo articolo 80 di questa centuria di Cavalieri, ed eccolo qua l'articolo 80. Questo è l'articolo 80, ovviamente gli ingegneri sarebbero molto felici di vedere botti di vino quando gli spiego questa roba, e qui vedete la famosa botte vista in sezione, e se guardate qua in mezzo lui incomincia a parlare di due cerchi maggiori, uno minore, insomma cosa sta facendo? Ci ho messo un pochettino per capirlo. Secondo me lui ha preso la botte, ha cercato di capire al centro qual era il diametro, insomma l'area del volume, sopra e sotto qual era l'area, e da quello ha cercato di calcolare qual era il volume della sua botte. Quindi è bello dire che insomma, è bello capire un pochettino perché abbiano fatto tutta questa roba geometricamente, è matematica applicata, ok? E invece questo è l'originale di Simpson, è Cavalieri Simpson, e lo vedete di nuovo, questa è la forma, un terzo, 4 terzi, un terzo, non so se lo vedete, cioè qui un terzo, 4 terzi, un terzo, va a sapere cosa sono quelle lettere. Qui però vedete qualcosa di diverso a lato, qui Simpson ha per le mani una tecnologia migliore. Io vi ho fatto un solo intervallo, vi ricordate prima? E invece lui ha già cominciato a fare un ragionamento più sottile, a non prendere un unico intervallo, ma prenderne tanti, ridurre a fettine la vostra area e su ogni fettine applicare la formula. Quindi, in definitiva, è vero che la formula è di Cavalieri, è vero che la formula di Simpson, se guardate però l'articolo di Simpson ci sta una gemma in più, ci sta qualcosina di più sottile, perché sta mirando a quello che i matematici chiamano le formule composte. E qui insomma si apre tutta una storia diversa. Un attimo solo, perché qui come prima ho qualche problemino, probabilmente comincio a avere anche le dita un po' sudate. Eccolo qua. Quindi, come vi dicevo prima, però c'è qualcosa che non funziona in questa tecnologia. L'idea che avete è: cerco di avere formule sempre più esatte e dai, io spero di avere gradi di esattezza sempre migliori. E vado su sempre di più col grado, e andando su sempre sul grado dovrei approssimare sempre meglio l'integrale. Questa è l'idea che avevano nell'800, però Runge ha detto non è vero. Se tu prendi la funzione di Runge, andare su col grado, tu stai integrando un'altra funzione a bene che non ha niente a che fare con la tua originaria, è la ricetta per il disastro. Allora, in mezzo a questo, prima di fare questa formuletta qua, che sappiamo già è una ricetta per il disastro, ci avevano pensato un pochettino, ci avevano lavorato un po' sopra, e in aula tu di solito insegni le formule di Newton-Cotes chiuse. Newton è Newton e Cotes è un suo allievo. Di nuovo qui la storia degli aspetti interessanti. E tu in pratica cosa fai? Usi la stessa tecnologia di prima per calcolarti i pesi, e per polinomi non di grado 0, non di grado 1, non di grado 2 basati su nodi equispaziati, ma su 4 nodi equispaziati, 5 nodi equispaziati, 6 nodi equispaziati, e aumenti il numero di nodi equispaziati fino a che vuoi. Hai delle formule basate sull'integrare i polinomi di Lagrange, e hai formule di natura sempre più complesse, per capirsi. E qui sono andato, ho detto andiamo a vedere di trovare di nuovo, come ho fatto prima, gli originali dell'epoca. E allora, negli originali ti dicono che Newton l'ha fatta nel 1666, quella è la sua epoca, e se uno ci si mette a lavorare un pochettino, Newton di queste formule Newton-Cotes aveva fatto solo le prime 4-5, insomma, non era andato molto avanti, e Cotes invece è arrivato fino a quelle basate su 11 nodi, quindi di grado 10, uno in meno. Ovviamente per l'epoca è stata una fatica inaudita calcolare a mano tutti quegli integrali che diventavano rapidamente così complicati. E la cosa interessante che ho trovato è sulla vita di queste due persone.
Perché Newton all'epoca aveva fatto i Principia, già, la versione numero 1, la versione di base, e ovviamente dovete pensare che questo tizio si scrive la sua versione di base, scrive tonnellate di pagine e qualche errore in mezzo se lo distribuisce in questa prima versione, no? E allora, cosa faceva Coates? Coates era un matematico di rango, adesso abbiamo Sinner e Alcaraz. Fate conto che se vogliamo Sinner è paragonabile a Newton e Coates era paragonabile ad Alcaraz, quindi era il numero 2 d'Inghilterra. Trovate scritto queste robe in internet. E quindi non era l'ultimo dei pari, era un personaggio di spessore, però Newton lo usava come schiavetto per correggere i Principia. Quindi Newton all'epoca poi aveva finito la sua parte più aurea, si stava concedendo ad altri problemi, non gli interessava più i Principia, e dovete pensare che Coates lo chiamava, adesso li faremo così, guarda che tu l'hai cominciato a sbagliare, quella roba che hai scritta, l'hai scritta sbagliata, quell'operazione che no, non va bene. Quell'altro che non gliene fregava niente, gli ha cominciato a dirgli: sistema tu, fai tu, io non ho tempo da perdere con queste cose. Per cui Coates doveva veramente rompersi l'anima per correggere tutti gli errori che aveva fatto Newton nei Principia. E il problema è che è morto a 34 anni e quindi dopo Newton ha dovuto arrangiarsi in qualche maniera diversa. Ho guardato un po' in giro, anche qui la cosa si fa antipatica, perché pare che Coates avesse lavorato senza essere pagato, numero 1, e numero 2, se andate a vedere, pare che il suo nome tutti sappiano che ha lavorato lui, ma non si trova da nessuna parte che effettivamente lui si è rotto l'anima per fare questo lavoro. Quindi diciamo, vabbè, in dialetto si dice un'altra roba, ma potete pensare cosa sto pensando. Ok, questo è l'originale di Coates, per capirsi, in cui c'è il contenuto delle formule di Newton-Coates. Vediamo un po', io adesso qua torno a cose un po' meno simpatiche, se vogliamo. Questo è l'integrale. La funzione di Runge vi ho detto non va bene, vi ricordate? Integrare tramite formule di Newton-Coates la funzione di Runge è la ricetta per il disastro. Ok. L'integrale giusto è 2,74 rotti, ok? Questo qui è l'integrale giusto. E qui uso formule di Newton-Coates di grado sempre più elevato e vediamo un po' cosa succede. Qui vi dico l'errore, quanto è di tipo assoluto, e se ci fosse la magia, che tutto va bene, aumentando il grado, questa quantità dovrebbe diminuire sempre di più, sempre di più, sempre di più, andando fino a 0. E noi sappiamo che non sarà così, abbiamo visto grado 12, è perlomeno improbabile, no? E in effetti, se guardate la tabella, vedete che lui dovrebbe darvi 2,74, arriva a un 2,30, dopo incomincia a sballare un po', vi spara un 2,89, siamo là, ma siamo ancora distanti, e poi va tutto in vacca. Ok, quindi è proprio vero che, insomma, Runge aveva ragione, fatelo pure, ma abbiate un minimo di grazia. Adesso si sa molto di più. Se la funzione analitica, le formule di Newton-Coates, potete avere queste proprietà qui, per capirsi. Analitica vuol dire sviluppabile in serie di potenze nell'intorno di ogni punto. Ok? Qualcosa che ha a che fare con le funzioni olomorfe in campo complesso, se volete. Questa è molto vicina, è candidata per essere Miss Universo come le funzioni olomorfe analitiche, ma non è Miss Universo, è quasi vicino, è il fatto che fallisca, è da considerarsi matematicamente tanta roba da trovare un esempio simile. E allora, ovviamente, io vi ho mostrato prima cosa faceva Simpson, andiamo a vedere un attimo allora di utilizzare quella tecnologia. La tecnologia che si usa è molto diversa. Non è che ho un intervallo e aumento il grado. Prima avevo un unico intervallo e consideravo forme di grado sempre più alto. Avete presente? Prima la forma del rettangolo, grado basso, un punto solo. Poi ne ho usata una su 2 punti, è venuta fuori quella del trapezio. Però l'intervallo, dopo ne ho preso una a 3 punti. Non ho fatto nulla con l'intervallo, ho solamente aumentato il grado del polinomio. Questa è la tecnologia che ho usato. Invece uso, se volete, un ragionamento opposto, un pochettino simile a quello che ha fatto Simpson.
tengo fisso il grado del polinomio, ma suddivido l'intervallo in tanti subintervalli. E pensateci bene, è la stessa cosa che fate in aula quando spiegate l'integrale di Riemann. È esattamente quella. Per quello io vado bene a spiegarvi queste cose, perché sapete che in aula quella lì è la cosina che fate, e quello che vedremo adesso è proprio questo. Però siamo ai 54 e ci prendiamo un po' di pausa. Ok, andiamo un pochettino sul rush finale. Spero di mostrarvi anche nel rush finale qualcosa che spero sia un minimo interessante. Ok? Quindi ho cercato, come vi dicevo, proprio questo sforzo di mostrarci qualcosa di interessante, qualcosa di cui magari non siete proprio l'argomento che vi piace di più nella vita. Ok, siamo i due, abbiamo ancora una mezz'oretta e secondo me ci siamo. Allora, comunicazione numero 1, mi è stato detto dalla responsabile, vi stanno mandando le mail relative al Moodle in cui cercheremo di mettere tutti i contenuti. Quindi magari anche chiarimenti e cose così. Magari se non avete mai usato Moodle, perché non è detto che sia così, le prime volte è un po' ostico, ma è una maniera di comunicare che è molto, molto buona. Io preferisco generalmente la mia home page in cui ho una gestione diretta, però va benissimo anche Moodle. Gli studenti hanno tutte e due queste modalità tipicamente, sia quella del docente che una un po' più istituzionale. Ok, l'idea quindi è questa, l'idea è molto semplice, insomma. Agli studenti, io non so, stavo parlando con un collega, ogni volta che tu spieghi questa roba, gli studenti non la capiscono e io non capisco cosa ci sia di così difficile da capire. Tu prendi il tuo intervallo originario e in ogni intervallo lo suddividi in subintervalli e applichi quei mattoncini di base, quella regola del rettangolo, quella regola del trapezio, quella regola di Cavalieri-Simpson, in ogni subintervallo. E dopodiché calcoli un'approssimazione del tuo integrale nel primo subintervallo, nel secondo subintervallo, nel terzo subintervallo, nell'ultimo subintervallo, sommi tutti i contributi e kaboom, hai un'approssimazione del tuo integrale richiesto. Io non ho mai capito perché ogni volta che si spiega questa roba agli studenti si fa una fatica immane. Gliela dici, glielo dai come compito, gli do un compito facile, gli do questo. È impossibile che sbaglino. Tu ogni volta che gli dai quel compito, gli studenti fanno un macello. Quindi ho imparato che non funziona così come credo, ma secondo me come a livello di insegnamento, visto proprio che abbiamo insegnato l'integrale di Riemann con i rettangoli e le somme di un certo tipo, le somme di un altro tipo, eccetera, eccetera, questo sia una cosa abbastanza naturale. E se volete, eccola qua, ho il mio integrale in AB, lo suddivido in AB in tanti subintervalli tk più 1 che formano una suddivisione del mio integrale del mio intervallo originario, e dopo vado da T0 a T1 calcolo il primo integrale, da T1 a T2 calcolo il secondo integrale, fino all'ultimo subintervallo TL-1 TL, qua ho sbagliato, è una T invece di una X, calcolo questi, applico la formula ad ogni subintervallo, sommo tutti i contributi e ho un'approssimazione dell'integrale originario. Ora immagino che ovviamente qualcuno si possa perdere, queste formule si chiamano formule composte perché sono composte dall'applicazione in tanti subintervalli, materiale composito vuol dire che è fatto di tante cose, e qui ovviamente composte vuol dire che è fatto di tante cose dall'applicazione in tanti subintervalli, e lo puoi fare in intervalli equispaziati, tipicamente i conti vengono fuori un po' più facili, lo puoi fare anche in subintervalli quello che volete, lì i conti sono un pochettino più complicati, però di per sé è facile, e questa per esempio è la mia formula composta utilizzando la regola del punto medio. Prendo tanti subintervalli, in ogni subintervallo prendo il punto medio, valuto la funzione nei punti medi, moltiplico per l'ampiezza del subintervallo e di ogni subintervallo equispaziato e ottengo questa formula. Allora, agli occhi di chi sa un pelo di quello che sto parlando, questo ha molto a che fare con le formule di Monte Carlo e quasi Monte Carlo. Chi sa un po' queste cose perché magari ha fatto fisica e da qualche parte qualcosa così c'era, ha a che fare con quelle formule là, se volete. Ci siamo? Quindi io prendo il mio intervallo originario AB, lo suddivido in 10 subintervalli
tutti di ampiezza uguale, in ogni subintervallo prendo il punto medio, valuto la funzione in tutti questi punti medi, sommo i valori di questa funzione, moltiplico per l'ampiezza di ogni subintervallo e ho un'approssimazione dell'intervallo originario. Molto facile, davvero proprio molto facile. Se vi viene male, perché sono andato troppo veloce, a volte la geometria aiuta, questa è la vostra funzione, la suddividete l'intervallo originario 0, 2π greco in 4 subintervalli della stessa ampiezza, in ogni subintervallo prendete il punto medio, valutate la funzione nei punti medi, sommate tutti i contributi e il risultato lo moltiplicate per l'ampiezza del singolo subintervallo. Sono tutti uguali, mi raccomando. Quindi è facile, di per sé è facilissimo. Il grado di precisione vi dice che, se andate a cercare nei libri, vi dice che questa è la formula d'errore, b meno a diviso 24, l'intervallo è b, quello di integrale definito, h è l'ampiezza di ogni subintervallo al quadrato per la derivata seconda in qualche punto xi. Di nuovo, qua abbiamo cominciato a essere esperti. Qual è il grado di precisione? Metto un polinomio di grado 0, la derivata seconda fa 0, metto un polinomio di grado 1, la derivata seconda fa 0, metto un polinomio di grado 2, chissà cosa viene fuori, qualcuno sballa e quindi ok. Il grado di precisione è esattamente 1, non è cambiato niente da prima. Ma se voi guardate la formula d'errore, però, questa quantità qua è più piccola di quella di prima. Prima avevate un numero qui che era b meno a tipo al quadrato diviso 24, qua c'è questo h al quadrato che è l'ampiezza di ogni subintervallo, questo è un numero più piccolo. Ci siamo? Quindi se la funzione non varia troppo ci aspettiamo errori più piccoli, perché questo coefficiente davanti b meno a per h al quadrato 24esimi è più piccolo, perché questo h non è b meno a ma è b meno a diviso n. Guardate bene, h è b meno a diviso n e ci fate il quadrato. Prima era b meno a e basta, quindi questo h al quadrato è più piccolo e quindi in generale ci aspettiamo risultati migliori. Anche ad occhio potete vedere quando fate il grafico tipo quello di prima, dov'è che ci siamo, torno un po' su, se guardate da qua come la curva è approssimata bene dalla nostra funzione a sega, chiamiamola così, vedete che insomma ci aspettiamo che non sia malissima la valutazione del nostro integrale, che forse aumentando il numero di nodi, il numero di subintervalli vada sempre meglio, l'odore è quello. Ovviamente lo potete fare anche con la formula di trapezi composta. La formulazione davvero, vi assicuro, è una questione di fare 2 o 3 conti, non è niente di più. Trovate che è questa, è b meno a diviso n, b a e b è il vostro intervallo di cui volete calcolare l'integrale definito, per la valutazione nell'estremo di sinistra diviso 2, più quella di destra diviso 2 e singolarmente tutte quelle in mezzo con peso 1, e dopo chiaramente tutto quanto a moltiplicarsi per b meno a diviso n. Notate che c'è qualche forma di asimmetria, notate che il primo e l'ultimo hanno questo fattore 2 e questi qua in mezzo no, e uno si domanda perché magari. E la risposta è molto facile, vediamo su qualche figura, guardate qua. Questo dà il contributo una volta solo, vedete c'entra il primo ha a che fare col primo, e questo invece ha come un contributo destro, è un contributo sinistro, e quindi quello prima ne ha uno solo, e ognuno in mezzo ha un contributo sia da un intervallo di sinistra che da un intervallo di destra. Vi tralascio i dettagli, ma è questo l'odore, e quindi è per quello che c'è una simmetria tra il primo e l'ultimo, perché quelli in mezzo hanno un doppio contributo, ma quando ti danno qualcosa indietro con le tasse hanno un doppio contributo e invece quelli laterali hanno un contributo singolo. Ok, generalmente cosa gli si dice agli studenti? Beh, tutta questa cosa è bella ma è un po' una ciofeca. Gli studenti pensano questo fondamentalmente di questa formula di quadratura, cioè va bene in prima battuta, la puoi insegnare nei corsi, però poi non è così importante. Questo è il messaggio che vi assicuro l'ho sentito dire una valanga di volte, ma da esperto di quadratura vi posso dire che non è assolutamente vero, che è così una formula trascurabile. Per me che sono matematico è una delle formule più importanti di tutti i tempi. E adesso vi mostro perché è davvero così importante. Allora,
Questo l'ho trovato in un libro e andiamo un po' a analizzare qualcosa di questa formula. Dovevano calcolare questi integrali di queste funzioni e abbiamo a che fare, guardate qua sopra, col perimetro di un'ellisse. Ok? E questo è l'integrale da calcolare, se ci pensate bene non è nulla di facile. Guardate che c'è questo fattore che non è 1, quindi non potete giochicchiare tanto con 1 meno seno al quadrato, è più complicato di così. E hanno fatto fatica. Su questo integrale qua ci stava ragionando Poisson, che era uno dei matematici più sottili di quel periodo, quindi non era l'ultimo della scala gerarchica. E il calcolo di questo integrale gli ha dato un po' di difficoltà. E lui, per calcolarlo, suggeriva, notate che questo Fourier con queste due R è quel Fourier con una R sola, ok? Quello delle serie di Fourier. Quindi siamo in quel periodo lì per capire. La storia di Fourier è una storia incredibile, se andate a leggerla anche su Wikipedia, vale la pena. E doveva calcolare questo integrale qua. E per farlo ha usato, guardate proprio, la regola del trapezio. E la domanda che uno si fa è, se Poisson, che era un matematico di rango, si mette a usare la formula del trapezio, è mai possibile che sia così cretino da utilizzare una delle formule peggiori del mercato? E la risposta è che invece lui era un matematico fino e sapeva quello che stava facendo. Questa integranda, guardate siamo in 0,2π greco, è periodica. Guardatela bene, e ha anche derivate periodiche. Quando l'integranda è una funzione periodica con derivate periodiche, la formula dei trapezi, che tipicamente non è il meglio del mercato, diventa straordinaria semplicemente. Quindi è facile da usare ed è di utilizzo straordinario, la suggeriscono ancora molto. E ovviamente uno al momento non sa dove voglio parare, ma adesso vi mostro un pochettino. Che quella funzione sia periodica ve lo mostro utilizzando un pochettino il calcolo simbolico. Calcolo la derivata da sinistra e da destra, derivata prima, uso il calcolo simbolico che vi ho detto prima, la valuto agli estremi, gli chiedo quanto è la differenza ed è 0. E poi ok, mettiamoci a calcolare la derivata seconda, la valuto agli estremi, 0,2π greco e vediamo quanto periodica è proprio periodica, vedete che la differenza è 0. E ti viene anche un po' da crederlo, dopo faccio anche le derivate successive, arrivo alla derivata trentesima, perché non sono convinto col calcolo simbolico di quella integranda, la valuto agli estremi, fa sempre 0. Ti viene anche un po' da crederlo dalla geometria, perché hai a che fare con un'ellisse, un perimetro, ti viene da credere che ci sia qualcosa di periodico dietro. Ok. E qui le cose cominciano a diventare veramente interessanti. Perché vale questo teorema di Eulero-Maclaurin? Qua sto andando su qualcosa di un po' più elaborato che agli studenti di ingegneria tu non hai neanche il coraggio di mostrarglielo. Ok? Tanto per darvi l'idea. E qui vi dice una cosa questo teorema di Eulero-Maclaurin. Il teorema è la formula di Eulero-Maclaurin, guardate, 1735. A leggere in giro l'hanno scoperta in contemporanea, quindi non è... Ovviamente Eulero-Maclaurin non era un uomo solo, uno era Eulero e l'altro era il signor Maclaurin. Sono stati due matematici di rango. Eulero, lo sapete, Maclaurin è quello delle formule di Maclaurin, è proprio lui, Colin Maclaurin. L'utilizzo che avevano era molto, molto diverso. Vi sto mostrando questo proprio per rifarmi a qualche concetto di analisi che può essere un po' più interessante. Per Maclaurin, lui aveva una funzione, l'approssimava con una formula dei trapezi composta in n subintervalli, questo è il valore ottenuto, ci siamo, e qui gli dava una formulazione dell'errore. Su quest'ultima parte non l'hanno fatta loro, ma gli dava una formulazione dell'errore. Ci siamo, quindi lui era interessato al calcolo di integrale, lo calcolava con la formula dei trapezi e aveva un'idea di chi poteva essere l'errore. Questa era la visione di Maclaurin. La visione di Eulero invece era molto diversa. Eulero aveva una serie, quella data dalla formula composta, in qualche modo attraverso una suddivisione infinita, l'approssimava mediante un integrale facile da calcolare, la correggeva un po' e aveva un'approssimazione della serie migliore.
qual era il problema che aveva esattamente Eulero. Eulero aveva delle formule lentamente convergenti, tipo 1 su n al quadrato, avete presente? Quella converge, ma converge estremamente lenta. E lui, carta e penna, voleva avere un'idea di qual era quella sommatoria, ma non poteva mettersi a fare 1 su n al quadrato per 1.000.000 di termini. Non gli bastava una vita e l'aveva capita lui sta roba. E quindi voleva una maniera furba per poter approssimare meglio quella sommatoria, per, adesso dicono, accelerarne la convergenza. Quindi lui, basandosi sull'integrale, su qualche ragionamento extra, era riuscito ad avere un'approssimazione di sommatoria di 1 su n al quadrato molto più rapida. Dovete considerare che Eulero è diventato Eulero proprio dal calcolo di questa sommatoria di 1 su n al quadrato. Lo chiamavano problema di Basilea. E lui è stato il primo, diciamo, la prima cosa che hanno fatto capire che era una superstar è che lui ha detto: io so quanto fa questo. Non solo numericamente, anche proprio esplicitamente, con pi greco e tutto il resto della faccenda. Ci siamo? Quindi a lui questa serviva per convincersi di non aver sbagliato qualcosa, perché lui quello l'ha provato a mano, di vedere che numericamente era proprio quello il numero giusto. E questi sono i numeri, questi B2K sono tutti i numeri di Bernoulli. E adesso vi mostro dove sta la parte interessante, che i numeri di Bernoulli sono la prima cosa che è stata calcolata da una macchina. Quindi voi avete un qualche calcolatore, qual è la prima cosa che è stata calcolata da un calcolatore? Sono quei magici numeri di Bernoulli. E questa era una componente della macchina. E qui questa si chiama macchina analitica, 1842, evidentemente non ci sta nulla di elettronico. E su questo ho sentito molte cose. All'inizio, la prima volta che spiegavo queste cose, ero molto entusiasta, perché dicevo, la prima programmatrice di questa macchina è Ada Lovelace, che è una donna. E quindi il fatto di dire la prima programmatrice è una donna, alle donne dava molto. Ero contento di dirglielo, perché chiaramente sì. Ma in realtà dopo andare a vedere c'è una disputa aperta se questo sia vero o se questo non sia vero. La cosa interessante è chi è questa donna. Ed era la figlia di Lord Byron. Ok, quindi la prima programmatrice è quasi diventata, per qualche motivo, quasi più famosa del padre, che per quanto da quello ho capito era un po' scavezzacollo, credo che avesse fatto cose strane anche qua a Venezia, insomma gli aveva suggerito di non darsi alla matematica, ma lei lo stesso se n'è fregata, è l'opinione del padre. E per mostrarvi che questo è vero, che effettivamente per l'integrale di quella funzione periodica le cose vanno benissimo, per la regola dei trapezzi, io qui ho suddiviso l'intervallo in 2 subintervalli, 4 subintervalli, 8 subintervalli, 16 subintervalli e così via, a potenze di 2, e ho applicato la formula dei trapezzi composta. L'integrale è difficile, pensateci bene a farlo a carta e penna, è veramente duro, però guardate che già con 32 suddivisioni siamo alla precisione di macchina. E forse perfino questo ci dice lo posso anche calcolare a penna facendo magari un mucchio di fatica, ma ce la posso fare. Dovete pensare che all'epoca andavano carta e penna, non andavano con altri mezzi. E la convergenza è di tipo geometrico, vuol dire super veloce, ok? Maggiore della velocità di qualsiasi polinomio, dicono, qualche frase di questo tipo. Ok, però io volevo anche dirvi un'altra cosa. Vi ho detto che la formula è molto importante, una delle più importanti che voi potete trovare. E dove sta la ragione di questa sua importanza? Perché magari uno dice, ok, ci ha spiegato quella roba là, ma chi se ne frega? La risposta è no. La formula dei trapezzi composta è alla base della FFT. Gli ingegneri per questa parola ci sbrodolano tutti i giorni. Quando vedono FFT hanno un sottile piacere. Ci siamo? È la Fast Fourier Transform e viene applicata in maniera massiva nella elaborazione di segnali digitali. E se andate in cerca in internet, questo è ipercliccabile, è alla base degli MP3.
Quindi, incredibilmente, questa cosa di base che vi ho mostrato, di queste formule composte, è uno dei mattoncini di ascoltare musica qui dentro. Ed è una roba che magari noi non ci pensiamo tanto. E cosa importante, qua ovviamente qua qualche problema si vede fin da subito, la scoperta di questa Fast Fourier Transform è del 1965. Mi scuso perché qua è andato un attimo a sovrapporsi con qualche pagina dopo. Non so, facciamo così, vediamo. Ok. Ci siamo quasi. Ok. 1965. Quindi non è che è una cosa che hanno scoperto in effetti da troppo tempo. Però ho trovato in giro, lo scrivono chiaramente anche su Wikipedia, ma io l'avevo trovato scritto, diciamo, in qualche rivista un po' più di valore, e qui se ci cliccate sopra la trovate, era già nota ai tempi di Gauss. Ora dovete pensare che una delle scoperte maggiori, averla fatta Gauss, bisogna vedere un pochettino cosa volesse dire la frase, e il problema con Gauss è che non è mai facile capire cosa lui sapesse, perché tante cose lui se le teneva per sé, e quando gli arrivava Tizio che gli ha detto ho fatto questa scoperta straordinaria, tante volte diceva io sta qua l'ho vista 10 anni fa, l'ho scritta ma l'ho buttata là perché mi pareva poco interessante. Insomma, non è proprio il modo migliore di mettere giù le cose e di farsi amici. Però, per cui che l'abbia trovata Gauss, bisogna vedere cosa vuol dire la frase. E altra cosa interessante, se voi andate in cerca, è uno dei top 10 algoritmi di tutti i tempi, che è di nuovo tanta roba, perché ne conosco davvero pochi che sono nella top 10 degli algoritmi di tutti i tempi. Questo secondo l'IEEE, e l'IEEE, non so se sapete bene, è una delle riviste più, come c'è Science per la diffusione, l'IEEE è una delle riviste più grandi in cui possa pubblicare o un informatico o un ingegnere. Quindi che l'abbia detta l'IEEE questa cosa, ok, gli dà un po' di valore. E gli dice la FFT è forse uno degli algoritmi più che appaiono un pochettino più dappertutto, non mi veniva la traduzione in italiano, ai tempi odierni, per analizzare e manipolare dati discreti o digitali. Quindi alla base di questo ci sta una formula, forse programmata per la prima volta in parte da una donna. Ok, e qui io alla fine, ovviamente adesso il nostro tempo sta andando un po' a scadere, abbiamo ancora 5 minuti, io qui di seguito ho cercato anche di mostrarvi la formula di Cavalieri-Simpson composta, la tecnologia è quella di prima, e se vedete la sua spiegazione, mentre prima avevo un mezzo nel punto esterno, nell'estremo di sinistra, un mezzo nell'estremo di destra, la valutazione e la funzione tutto uguale nei punti intermedi e per qualche coefficiente davanti, qui la formulazione invece di Cavalieri-Simpson composta è decisamente più complicata anche da programmare numericamente. Però diciamo non è nulla di così complicato, uno ci passa mezz'oretta, cerca un attimo di fargli un po' di peli e tira fuori qual è il valore. Allora adesso però, se volete a che fare con una cosa di questo tipo, voi state approssimando questa curva con questa curva qui e dopo andate a integrare su ogni subintervallo diciamo questi polinomi interpolatori locali e avete l'integrale della vostra funzione originaria attraverso quello diciamo dei polinomi a tratti. Voglio mostrarvi un attimo un pochettino come funziona. Prendo ad esempio questo integrale qui, è un integrale che probabilmente qualcuno di noi osa dare anche agli studenti, perché è un magnifico integrale che si può fare forse per parti, con un pochettino di esperienza. Bisogna rifletterci un attimino, insomma, su come fareste la soluzione, e se avete dei dubbi l'ho calcolato numericamente. Queste qua sono le performance delle nostre funzioni composte. Ho preso l'intervallo originario e l'ho suddiviso in tanti subintervalli, un intervallo, 2 subintervalli, 4 subintervalli, 8 subintervalli e così via. E poi per ognuno ho cercato di andare a dire qual è l'errore. Quindi questa prima colonna sono gli errori delle formule composte basate sul punto medio, questa su quelle basate sulla formula del trapezio composta,
e quest'ultima su quella di Cavalieri Simpson composta. E come vedete l'approssimazione è ottima. Chiaramente più aumento la mia suddivisione, in questo caso, più le cose vanno bene. Perché per noi questo è importante? Perché vi fa capire un pochettino che la tecnologia di aumentare il grado del polinomio interpolatore è proprio concettualmente la ricetta per il disastro, e invece il fatto di suddividere l'intervallo in tanti subintervalli e usare formule facili invece è una ricetta vincente. Questo qui è proprio il punto decisivo per capire qualcosa, ed è, diciamo, un punto che io cerco di esprimere in questa comunicazione, insomma, in cui ho cercato di mescolare sia alcuni aspetti teorici che altri più pratici, che altri storici. Ci sono molte cose, adesso io ve le tralascio per darvi l'idea degli ordini di convergenza e cose così. Io qui perché avevo fatto queste cosine in più? Le avevo fatte perché non sai mai cosa voglia dire 2 ore e mezza di comunicazione. E allora quando tu mostri lucidi hai un piano A, se arrivo lì sono contento, e se per caso ci arrivi troppo velocemente ti serve un piano B per riempire quella parte di comunicazione che ti manca. Io avevo fatto tanta roba in più per essere sicuro che 2 ore e mezza le riempivo, quindi se trovate che è molto più lungo era quello il mio piano. Adesso però a questa ci tengo un po' di più che delle altre. Questa è la funzione di Runge, la vedete? Questa è l'integrale in meno 5,5. Prima con la tecnologia alla Newton-Cotes di grado crescente abbiamo fallito. Questa quindi è la mia chiusura di questo talk. Andiamo a vedere cosa succede qui. Eccola qua. Questo è l'intervallo originario suddiviso in n suddivisioni, quindi intervallo originario preso una volta sola, 2 suddivisioni, quindi lo suddivido, prendo il punto medio e lo suddivido in 2 parti, a sinistra il punto medio, a destra, e dopo continuo ad aggiungere sempre suddivisioni equispaziate sempre più fini, e arrivo a 1024, vuol dire che il mio intervallo originario è suddiviso in 1024 intervalli più piccoli, quindi l'ampiezza è l'ampiezza dell'intervallo originario divisa 1024, se volete. E questa è la forma del punto medio composta, questa di trapezi composta e questa di Cavalieri Simpson composta. E prima abbiamo fallito, vi ricordate? Eravamo 10 alla meno 1 e poi è cominciato a salire, dopo non ce l'ha fatta più, e invece io qui più aumento le suddivisioni e più le cose vanno sempre meglio. E ovviamente la tentazione che abbiamo è, se io sparo infinito a questo n, qui andiamo a 0. Io qua ho 1024 suddivisioni, faccio o 10 alla meno 7 per la formula di rettangolo composta, scusate, sì, nel punto medio, 10 alla meno 7 per quella del trapezio, 10 alla meno 14 per quella di Cavalieri Simpson composta, se ne metto magari 2048 ho errori sempre più piccoli, se aumento il numero di suddivisioni ad libitum capite benissimo che questo va a 0. E quindi abbiamo in qualche modo salvato dall'integrazione, dal fatto di aumentare invece dei gradi sempre di più di Newton-Cotes e calcolare forme di quel tipo. Abbiamo trovato quindi una strategia alternativa che risolve proprio quel problema di calcolare un integrale che con altre tecnologie, insomma, è un pochettino più complicato. Quindi io direi che così ci siamo, sono più o meno arrivato a darvi un'idea di quali sono le tecniche che si usano, e se volete un messaggio semplice, insomma, abbiamo le formule di Newton-Cotes, aumento il grado polinomiale, abbiamo le formule composte, suddivido l'intervallo originario in tanto subintervalli, applico tecniche semplici, la seconda è vincente, la prima è perdente. E così perlomeno abbiamo visto qualcosina tutti assieme. Direi che ci siamo alla mezza, è finito tutto bene, quindi adesso vi verrà mandato, come vi ho detto, a casa via mail il link Moodle, e lì cercheremo un attimo di mandare tutte le informazioni. Dobbiamo ancora capire un pochettino come funziona, è la prima volta che ci troviamo e serve un po' di rodaggio. La cosa rilevante è che comunque, se volete rivedervi queste cose a casa nei momenti di disperazione, si dice le trovate nella mia pagina web, vi ho mostrato come si trovano, e anche in Moodle adesso mi sa che a breve ce la faremo, e quindi insomma abbiamo anche a disposizione tutto il materiale didattico apposta. Ok, direi che è finita per così. Se avete domande, come vi dicevo, sono qui per voi.